Signori, benvenuti a Venezia. Vi invito a sedervi, iniziamo il nostro convegno. Silenzio, per favore, la nostra Presidente ci richiama già all'ordine. Siamo a Venezia a questo convegno organizzato dai giovani di ANCE Venezia in collaborazione con i giovani di ANCE Veneto o dai giovani di ANCE Veneto in collaborazione con i giovani di ANCE Venezia. Io sono Matteo Corazza, i più mi conoscono come presidente dei giovani di ANCE Rovigo e Treviso. Oggi metto da parte questo ruolo e ho il gobbo qui che mi dà i suggerimenti delle cose che so già. Grazie. Quindi, per non perdere il filo, partiamo con i saluti istituzionali. Partiamo da ANCE Venezia col presidente Giovanni Salmistrari. Grazie. Allora, funziona? Sì, mi sentite bene. Allora, buongiorno a tutti. È con grande piacere che vi do il benvenuto a questo importante convegno dedicato a un tema che oggi più che mai riguarda ciascuno di noi, il cambiamento climatico e la trasformazione del nostro territorio. Riflettevo, quale città, se non Venezia, poteva meglio ospitare un evento di questo tipo grazie alla sua unicità? Venezia, con la sua architettura storica e la sua straordinaria capacità di affrontare le sfide legate al cambiamento climatico, rappresenta un palcoscenico ideale per discutere questi temi. La sua bellezza senza tempo e la sua vulnerabilità ai fenomeni atmosferici ci ricordano quanto sia importante proteggere il nostro ambiente e trovare soluzioni innovative. In questo contesto Venezia ritengo non sia solo un luogo, ma un simbolo di resilienza e di speranza, un esempio di come le città possono adattarsi e prosperare nonostante le avversità. Oggi siamo chiamati a riflettere, siete chiamati a riflettere, su come le sfide globali legate al clima stiano influenzando il nostro ambiente, la nostra città e la nostra società. E su come, soprattutto voi giovani, possiate, e anzi mi permetto di dire dobbiate, contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile e resiliente. In un momento storico in cui le trasformazioni territoriali sono inevitabili, è essenziale sviluppare soluzioni innovative e capaci di rispondere ai cambiamenti climatici e di ridurre i rischi ambientali, tutelando nel contempo la nostra qualità della vita e quella delle generazioni future. Questo convegno è un'opportunità per confrontarsi, scambiare idee, progettare insieme un nuovo paradigma per il territorio fatto di sostenibilità, innovazione e impegno collettivo. Sono convinto che voi giovani costruttori abbiate un ruolo fondamentale nel tracciare la strada per un futuro più verde, più inclusivo e più consapevole delle nostre azioni. Il vostro compito, oggi più che mai, è quello di ripensare la città, le infrastrutture e l'ambiente in una chiave più rispettosa dei limiti naturali del pianeta, promuovendo la cultura della cura e della responsabilità. Vi auguro un confronto proficuo con la speranza che le calli, i ponti e i canali di questa bellissima città vi possano ispirare a costruire un futuro più sostenibile, imparando dalla storia e dalla cultura di questa nostra straordinaria città. Grazie e buon lavoro a tutti. E non me la raccontate, siete venuti qua per la festa. Grazie Giovanni, siamo qui anche per il convegno. Abbiamo dedicato mesi per preparare sia il convegno sia l'evento dopo cena. Chiamo ora sul palco Alessandro Gerotti, presidente di ANCE Veneto. Ciao ragazzi, arrivo da pochi giorni da un viaggio che ho fatto in Patagonia e quindi cosa di più bello di mostrarvi un bellissimo ghiacciaio che ahimè si sta ritirando anno per anno. È un ghiacciaio in movimento, ci sono tante teorie attorno a questa struttura glaciale, però io che cosa mi sono portato a casa da questo viaggio? Che probabilmente dobbiamo fare qualcosa di più. Noi abbiamo il ghiacciaio della Marmolada e tanti altri piccoli ghiacciai che stanno scomparendo. La sostenibilità per me, che sono un geologo di formazione,
è una delle cose su cui sto puntando. Sto puntando, per esempio, con Ance Veneto, portando avanti i temi ESG, sto portando avanti i temi relativi a tutti quei lavori fatti delle commissioni sulla sostenibilità, sul recupero, per esempio, dei sacchi di cemento. Ecco, ognuno deve portare a casa quel poco di lavoro per cercare di migliorare, e lo dico sempre anche ai miei bambini, il nostro ambiente. Venezia è una città molto particolare. Avete visto come stanno lavorando i vari muratori, come lavorano i barchini, e non c'è una soluzione per tutto probabilmente. Non potremo andare a migliorare questo mondo in velocità. Ma io vi dico che come Ance Veneto, anche sponsorizzando questo tipo di evento, noi ce la stiamo mettendo tutta per darvi una mano voi giovani, che sarete il nostro futuro e sarete soprattutto il futuro dell'Italia e speriamo i prossimi dirigenti futuri di Ance Nazionale. Ciao ragazzi e buon lavoro. Grazie Alessandro. Al pari dell'ordine degli ingegneri e dell'ordine dei geometri, chiamo sul palco il rappresentante Claudio Aldeghieri dell'ordine degli architetti di Venezia, che insieme agli altri ordini precedentemente nominati ci concedono i crediti formativi per i vari ordini professionali. Grazie, prego. Grazie Ance Giovani e grazie Ance Nazionale e Cittadino. E ovviamente cogliamo con grande apprezzamento questo invito. Il nostro logo è sul manifesto, quindi come quello degli ingegneri e delle altre categorie. Il tema che ponete è un tema molto importante, è già stato anticipato dai miei precedenti interventi di saluto, cioè la questione del climate change. E ovviamente insieme a questo noi come progettisti e voi come imprese, quindi c'è proprio la filiera che si sta riunendo qui e che si sta confrontando, e abbiamo di fronte una serie di sfide che sono appunto quelle di trasformare il territorio, quindi di avere un adattamento rispetto a quello che è il cambiamento climatico, un adattamento che deve coinvolgere tutte le figure. Quindi questo confronto è molto importante, anzi i risultati di questa giornata saranno sicuramente importanti per noi, per capire come si stanno muovendo le imprese, quali sono gli obiettivi che si danno, eccetera. Comunque voglio soltanto precisare 2 o 3 passaggi che penso verranno affrontati o comunque saranno oggetto di confronto. Tra l'altro noi siamo molto disponibili a un confronto con le imprese per poter fare e migliorare l'attività nostra e ovviamente dei costruttori. E la questione delle rinnovabili che citate voi nel convegno, ovviamente anche considerando problemi energetici più complessi e quindi porci anche il problema di eventuali altre modalità energetiche oltre alle rinnovabili. Il fatto dei fenomeni migratori, che è un elemento molto importante, ma credo che sia anche importante la questione demografica, quindi di capire come questo Paese e soprattutto le imprese che hanno bisogno di manodopera e che continuano a chiedere possibilità di espandersi attraverso appunto lavoratori qualificati, quindi c'è un tema migratorio molto importante da mettere a fuoco sulla qualificazione delle migrazioni. E poi la questione delle materie prime, ovviamente che se ne è indirettamente parlato, quindi approvvigionarsi materie prime e la questione del riciclo e quindi potenzialmente anche di un'economia circolare che permetta un recupero molto importante delle materie di costruzione dell'architettura. L'architettura che deve essere inclusiva, quindi ci mettiamo in primo piano insieme a voi come tecnici che vogliono includere le capacità di costruzione, che vogliono collaborare con tutta la ricerca che è molto importante, la ricerca sui materiali, la ricerca sulle tecnologie, e quindi credo che una nostra collaborazione come tecnici e imprese sia molto importante. Vi ringrazio dell'invito, buon lavoro, assisterò volentieri e proporrò gli esiti di questo convegno nel consiglio prossimo che avremo. Grazie ancora. Grazie. Colgo l'occasione
per le proposte / domande durante il convegno, alla fine di ogni intervista, se ce ne sarà il tempo, potremo aprire a qualche domanda dal pubblico. Quindi se vi vengono domande durante gli interventi dei relatori sono ben accette. Ora farei partire, Mauro, il video che è stato promosso recentemente da ANCE. Cogliamo l'occasione per farvelo vedere, ma è anche un gancio utile al nostro ragionamento di oggi. L'Italia è il paese che vanta più patrimonio UNESCO dell'umanità al mondo. Bellezze che attraggono viaggiatori da ogni parte, generando passione e ricchezza. Ma non è solo questo a farci amare i nostri monumenti. È che noi italiani ne andiamo fieri, perché sono la nostra storia, perché ci fanno sentire ammirati, ci fanno sentire parte di un grande paese. Noi, che siamo gli eredi di chi li ha pensati, progettati e costruiti. Noi, che passando dagli utensili alle tecnologie più avanzate siamo ancora oggi i migliori, l'eccellenza nel nostro campo. Noi che continuiamo a costruire il nostro futuro come facevano i nostri padri. Noi che siamo le fondamenta. Noi che veniamo da lontano. L'Italia è il paese che vanta più patrimonio UNESCO dell'umanità. Un applauso alla produzione ANCE. Noi che veniamo da lontano, è un po' l'intro che ci è utile a capire da dove partiamo per questo convegno. Partiamo con un volo pindarico di chi ha partecipato all'organizzazione, pensando a Venezia. Perché a Venezia? Ce l'hanno già detto, ce lo ripeterà Lisa tra poco. Venezia è acqua, arte, laguna. L'acqua ne riparlerò a brevissimo. Per me esiste anche la mostra del cinema a Venezia. Mostra del cinema, se avete presente, esiste la Coppa Volpi. La Coppa Volpi è stata indetta dal conte Giuseppe Volpi di Misurata, che è colui che ha inventato la mostra del cinema. Marghera è stato un politico italiano in un ventennio triste, salvo poi restaurarsi e ritornare come imprenditore in Italia. Già in quel ventennio è nato un progetto da tale Giuseppe Volpi, conte di Misurata, la diga del Vajont. Per chi non la conosce, immagino pochi, invito ad andare a capire cosa è successo in quel disastro, il disastro del Vajont. Ecco, vorrei prendere come parallelo la diga del Vajont, dove i tecnici, gli scienziati, gli ingegneri, i geologi davano tutti i segnali per quello che c'era da fare o non fare in quella valle, e usarlo oggi come monito e come parallelo per prendere i segnali che oggi abbiamo molto chiari dalla scienza, leggerli e essere intelligenti al punto di usarli per capire subito cosa fare. Non se farlo, ma quando farlo, anche se quando è oggi è già tardi, e quindi come. E il come farlo inizieremo oggi a introdurlo grazie ai nostri competenti ospiti. Lisa, ti invito sul palco per la tua introduzione. Buongiorno a tutti. Sono molto onorata di essere qui oggi e di vedervi così numerosi. Sono anche molto emozionata. Allora, è per me un grande onore darvi il benvenuto a questo evento che abbiamo fortemente voluto per avviare una riflessione su un tema cruciale per il nostro futuro: l'adattamento al cambiamento climatico e la trasformazione del nostro territorio. Sono molto felice, come ho già detto, di vedere una sala così piena dopo tanti mesi di lavoro. Questo dimostra quanto sia sentito il tema che affrontiamo oggi e quanto sia importante per tutti noi
contribuire a questa discussione. Prima di iniziare, desidero ringraziare gli sponsor che hanno reso possibile questa giornata. I nostri silver sponsor, i Cochi, Esna Soa, Impertec, De Materia, E+, Salani, Suonica e Casa Paladin. I nostri gold sponsor, Antonio Basso, Intese e Allian. I nostri main sponsor, Faresin Formwork, Alpacem e Nordresine. Grazie per il vostro sostegno e per aver creduto in questo progetto. Un ringraziamento speciale va anche al presidente di ANCE Veneto, Alessandro Gerotto, e al presidente di ANCE Venezia, Giovanni Salmistrari, per il loro incoraggiamento e supporto. Desidero ringraziare inoltre la presidente di ANCE Giovani, Angelica Donati, per averci dato la possibilità di organizzare un evento di questa portata e per il suo prezioso, anzi preziosissimo sostegno. Grazie mille. Bene, siamo a Venezia, una città unica al mondo, tanto preziosa quanto fragile, la più bella e la più esposta ai rischi che il cambiamento climatico porta con sé. Questo la rende, nel bene e nel male, un caso sotto i riflettori. Ma noi vogliamo trasformare questa esposizione in un'opportunità. Venezia non è solo un simbolo, ma anche un laboratorio vivente. Un esempio da cui partire per comprendere e affrontare le sfide dell'adattamento del territorio. Ed è proprio questo il punto centrale del nostro incontro di oggi. Avviare un dibattito concreto e costruttivo sulle azioni necessarie per adattare il nostro Paese agli effetti del climate change. Perché il mondo delle costruzioni avrà un ruolo fondamentale in questa trasformazione e noi, giovani imprenditori edili, saremo chiamati a farne parte. Ma non possiamo limitarci ad aspettare che siano altri ad indicarci la strada. Se non saremo noi a stimolare e accompagnare la progettualità, ci troveremo di fronte a interventi imposti dall'alto, spesso inadeguati o poco efficaci. E questo non possiamo permetterlo. Oggi parleremo di come Venezia si sta adattando o intende farlo, di come i territori, in particolare le aree urbane nel mondo, stanno affrontando questa sfida, di come possiamo comunicare di questi temi in modo efficace a cittadini e istituzioni, per creare un contesto in cui tali interventi siano non solo necessari, ma anche compresi, sostenuti e apprezzati. E infine guarderemo oltre i nostri confini per scoprire cosa succede nel mondo, anche nei luoghi più remoti, laddove gli effetti del cambiamento climatico sono già rilevanti e fortemente impattanti, perché ogni territorio, ogni comunità è parte integrante di questa grande casa che condividiamo. Questo vi verrà trasmesso da ospiti di grande, anzi grandissimo valore, che sono sicura sapranno ispirarci con le loro idee e competenze. Concludo dicendo che abbiamo davanti a noi una grande responsabilità, ma anche un'opportunità straordinaria. Essere protagonisti del cambiamento per progettare il futuro e costruire un'Italia più resiliente, più sicura e più sostenibile. Grazie a tutti per essere qui oggi, buon lavoro. Grazie Elisa. E ora iniziamo con gli interventi, quindi Alessandro che mi ha pregato di dargli del tu, quindi Alessandro Costa, qui c'è il microfono, è lì. Un applauso. È acceso. No, ti ho pregato di darmi del tu perché sennò non capirei con chi ti sta Con chi lei. a chi ti stai No, rivolgendo. con tu. Banalmente.
Buongiorno. Allora, Alessandro, direttore generale di Venice Sustainability Foundation, che colgo l'occasione di ringraziare in quanto ci ha dato il patrocinio e dico non poteva mancare. Come direttore della fondazione e essendo a Venezia, per i temi che ha già anticipato Lisa, Venezia ha una risorsa, ha risorse e minacce ed è unica. La fondazione, da dove nasce l'idea della fondazione proprio a Venezia? Grazie Matteo. Permettimi intanto di salutare il presidente di ANCE Venezia, il presidente di ANCE Veneto, professor Musco, salve, la presidente di ANCE Giovani e anche, non solo salutare ma anche ringraziare Lisa per questo invito che nasce da un incontro fatto un po' di tempo fa. La fondazione Venice Sustainability Foundation, da dove viene fuori? Allora, intanto, quando noi fra un mese scarso compiamo 3 anni di vita. Siamo un'istituzione che nasce da un ragionamento fatto su Venezia durante il periodo pandemico, dove ci risultava estremamente evidente che se Venezia ha un sacco di problemi creati da una fruizione molto consistente da parte del turismo, la stessa Venezia durante la pandemia aveva problemi speculari e molto seri di mancanza di questo turismo. Per cui il concetto che finalmente si innesta è quello di dire esisterà un punto di equilibrio, quindi esisterà un valore, una quantità sopportabile, tollerabile da un sistema territoriale e ambientale così peculiare e così fragile, ma così anche di grande valore, su cui poter ragionare e su cui poter anche riflettere su come ampliare, diversificare, attrarre nuove attività economiche, sempre queste in un gioco di incastro di compatibilità con quella che noi chiamiamo la capacità di carico numerica, capacità di carico ambientale. Nasce da delle riflessioni fatte da una serie di alti rappresentanti di grandi aziende nazionali, assieme alla Regione del Veneto, assieme al Comune di Venezia. E in particolare, visto che ci siamo qua, Francesca, ti ringrazio. Francesca Ingrosso si sta sottoponendo a questa tortura, ma tendenzialmente lei si occupa dei progetti che ricadono all'interno della nostra area di inclusione sociale. E che succede? Succede che di fatto nel giro di un paio d'anni riusciamo a raccogliere attorno all'idea di sviluppare un nuovo modello di sviluppo che non può che essere sostenibile per Venezia, basato su quelle 4 H che ho cercato di riassumervi adesso, e aggrega quasi una cinquantina di soci tra fondatori e cofondatori. Questa è la figura a fine dell'anno scorso, ve la faccio vedere che la stiamo per pubblicare sul rapporto, il nostro rapporto di missione che sta per uscire nel giro di anche questo di un paio di settimane. No, a questo punto, visto che ci siamo, lo facciamo coincidere con il nostro compleanno, quindi il 14 di marzo facciamo uscire anche il nostro rapporto. Che cosa hanno in comune tutti questi signori? Hanno in comune o un interesse diretto per Venezia o il convincimento che Venezia sia un asset nazionale, in alcuni casi penso a Amazon, penso a Microsoft che vedete lì dietro, anche globale, su cui vale la pena investire, vale la pena preservare, conservare, ma non solo, vale la pena anche rivitalizzare, cioè creare una comunità che c'è adesso, ma che si sta soprattutto in alcune zone, quella più evidente è ovviamente la città storica, si sta depauperando, e vedere in che modo rilanciarla, riuscire a riaggregarla. Vi ho parlato di inclusione sociale 2 secondi fa, come capite anche quello è un tema molto forte. Di che cosa ci occupiamo? Ed è l'ultima slide e vi giuro che non ve la descrivo tutta quanta, ma questa semplicemente per raccontarvi, per vedere, noi
ci focalizziamo su una decina di aree tematiche diverse, sono 9 in realtà, e se le scorrete vi rendete conto che da un lato queste sono un tentativo nostro con questo sviluppo di un nuovo modello di dare una risposta a delle minacce evidenti allo sviluppo della nostra area. In realtà alcuni di quei temi traguardano delle geografie ben più ampie, tant'è che appunto il nostro scopo statutario è quello di fare di Venezia la punta di un iceberg che racchiude al suo interno tutte le dinamiche regionali, cioè racchiude tutta l'impronta geografica della regione. Quando parlo di idrogeno è inutile limitarsi a quello che succede qua. Magari quando parlo di residenzialità invece lì siamo già più concentrati su un territorio metropolitano, o Venezia funzionale, che è quello su cui stiamo ragionando. Cioè come si muovono i pendolari all'interno di questo spazio, 16 comuni, non tutta l'ex provincia, cioè la città metropolitana, ma una sottosezione di essa più Mogliano Veneto, quindi questa alla fine forse è la parte più importante. E come vi ho detto, minacce, ma anche una serie di opportunità che storicamente avvengono e vanno colte in questo periodo, e sono tutte le varie transizioni: transizione energetica, la transizione ecologica, il tema è transizione digitale delle infrastrutture e così via. Quindi questo è il pacchetto che abbiamo messo assieme. Quello come funzioniamo, appunto, ti anticipo un'ultima cosa. Anticipando tutte le domande. No, lo sto facendo. Ne avevamo concordate. Andiamo fuori rete allora, perfetto, benissimo, senza rete. Come funzioniamo noi? Torniamo alla slide di prima, Francesca, per favore. Eccola qua. Noi facciamo in modo, allora, faccio una confessione. Se voi vedete questo parterre des rois, immaginate che noi abbiamo un budget stratosferico giù di lì. In realtà giochiamo con poco più di 1 milione di euro. Per cui, grazie, giochiamo con un microfono più distante un poco più di 1 milione di euro. Per cui il nostro modello, il nostro valore è quello di raccogliere idee, progettualità, prospettive, proposte che arrivano o dai nostri soci o che vengono intercettate dai nostri soci, portarle a un tavolo di discussione all'interno di questo spettro di competenze, di risorse, di possibilità e di prospettive che vedete rappresentato qui, e vedere in che modo si riesce ad arrivare a una forma di consenso sullo sviluppo di queste proposte. Nel momento in cui il consenso c'è, anche implicitamente, insomma, è abbastanza evidente che è più semplice poi riuscire a farne una realizzazione concreta, a metterle a terra. E così un modello low cost su cui noi agiamo. In realtà poi, vi ho detto una mezza bugia, alcuni progetti li finanziamo, li copriamo, li immaginiamo, li elaboriamo, li portiamo avanti anche all'interno del gruppo della fondazione stessa, siamo una quindicina di persone. In particolare abbiamo un grande progetto, grande nel senso che è ambizioso, di descrivere che cosa voglia dire un nuovo modello sostenibile per Venezia. Cioè, a parole, bellissimo, ma che cos'è questo orizzonte? Cos'è che facciamo? Mettiamo assieme le visioni, come ciascuno dei nostri 48 soci si immagina un futuro a 10, 15, 20 anni per il nostro territorio, e stiamo cercando di aggregare questo orizzonte, questo skyline molto, per ovvi motivi, visto l'eterogeneità, molto sfumato, che però almeno ci dia una traiettoria, una linea, una direzione verso cui incedere anche nella selezione poi delle proposte che vengono portate al tavolo. Ci ho messo tantissimo. Benissimo, allora una domanda mi è rimasta su questo tema, anzi due. Non ho capito bene, le aree territoriali di influenza è solo il centro storico, è la provincia, è il nord-est? Qual è? Avete un limite o potenzialmente l'infinito? Abbiamo un nome molto ambizioso che è senza limiti in italiano, che è Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, per cui come vedete non ci manca l'ambizione. No, dal punto di vista geografico Venezia e Venezia, il suo intorno metropolitano e il Veneto, questi sono gli ambiti
applicativi. Ci interessa molto valorizzare Venezia in quanto l'attrattore anche dal punto di vista mediatico, come sede dove proporre nuove sperimentazioni di soluzioni di sostenibilità urbana e territoriale, per fare in modo poi di provarle in un sistema che appunto per definizione è un sistema isolato, insulare isolato, quindi farà i danni ma fino a un certo punto, ed immaginarsi poi di replicarle in altri contesti. Proprio perché Venezia è unica, è emblematica e può rappresentare un ecosistema che contiene qualsiasi cosa che c'è in un'altra città potenzialmente. Tranne le macchine. Tranne le macchine, però ha un traffico di qualche tipo, quindi ci sono dei flussi da gestire complicatissimi, forse più. Per esempio leggevo la residenzialità. Se Venezia viene allagata non è più possibile abitarci, se ci sono le ondate di calore è molto difficile abitarci. Ci sono dei progetti concreti che voi avete già selezionato o ancora se ne sta parlando su progetti proprio per andare da qui a 20, 30, 50 anni come ci proponiamo nel nostro titolo? Noi stiamo portando avanti una dozzina di progetti in questo momento, ve ne cito pochissimi. Sì. Uno dei quali peraltro è la Fondazione A Traino dell'Università UAV di Venezia, in cui il professor Musco interverrà fra poco. Faccio una piccola premessa. Possiamo discutere su Venezia per moltissimo tempo, moltissime posizioni, andare in verticale su tutta una serie di tematiche e sottotematiche. Ma in questo momento, per semplificare tutto il sistema e la problematica di fondo, vi dovete immaginare Venezia come colpita da due diversi tipi di inondazioni. Da un lato c'è l'inondazione, cioè l'innalzamento del medio mare, quindi la necessità di governare e controllare i flussi in entrata, e poi anche in uscita ovviamente, dell'acqua dell'Adriatico. E questo, diciamo che dal 2020, dall'inizio ottobre 2020, sembra regimato, sembra funzionare almeno 99 volte attraverso l'impiego delle dighe mobili del Mose. Ma d'altra parte c'è un'altra marea ed è il flusso di persone, di questi 30 più milioni di persone, di fruitori, di city user, che sono in larghissima parte visitatori, ma che sono anche residenti, ma che sono anche pendolari, come dicevo prima. Un sistema, 950.000 persone al giorno interagiscono con Venezia o si muovono all'interno di questo spazio. E quindi una volta messo in sicurezza l'esistenza fisica, l'esistenza stessa di Venezia, da quando c'è il Mose Venezia passa ad essere tra le città più minacciate dall'innalzamento del medio mare alla città più protetta. Quindi ha anche un qualche cosa da raccontare. Questa per esempio non l'abbiamo fatta noi come fondazione, ma all'inizio della nostra esperienza, proprio un paio d'anni fa, quello che ci siamo proposti è stata quella di raccontare il più in maniera diffusa, in maniera anche tecnica, in molti contesti nazionali, internazionali e nelle grandi istituzioni, come ad esempio le Nazioni Unite, di raccontare la best practice Mose. Best practice ovviamente diciamo, ingegneristica e di sistema realizzativo e gestionale. Sistemato questo, adesso noi ci stiamo occupando, e qui vengo ai 3 esempi ma velocissimi che vi faccio. Da un lato ci stiamo occupando di studiare e identificare soluzioni per governare, per gestire nella maniera più corretta possibile questo flusso di 30 milioni di persone, 34 penso siano adesso arrivate. Una seconda attività che facciamo, qui vengo già più vicino al tema della residenzialità, che ovviamente fa quasi da controcanto alla fruizione turistica e anche al tema di spopolamento di alcune zone di questo sistema territoriale, in particolare quella dove siamo noi adesso. Abbiamo
lanciato con lo UAV, poi anche con tutto il sistema universitario e accademico veneziano, quindi con Ca' Foscari, con l'Accademia di Belle Arti, con il Conservatorio Benedetto Marcello, assieme al Ministero della Ricerca, il Comune, la Regione e così via, abbiamo lanciato un programma che si chiama Venezia Città Campus, che vuole essere un programma di trasformazione o di espansione dell'economia della conoscenza in città. Quindi il termine di campus vi fa immaginare che si parla di formazione, in realtà è la proxy per identificare un sistema ben più ampio che punta nel giro di una dozzina d'anni a raddoppiare il numero di studenti che ci sono, quindi l'offerta formativa, ma trainando logicamente anche nuova ricerca, attività di innovazione, co-innovazione assieme alle aziende, residenzialità per chi lavora e per gli studenti stessi, servizi e così via. Sono un'operazione da, mi sembra, se non ricordo male, un 4 miliardi di euro stimati e di grande trasformazione in termini o di restauro o anche di creazione di nuove cubature, pari a quella dei Giochi Olimpici di Cortina. Siamo quell'ordine di grandezza, 4 miliardi e mezzo, siamo lì. E questo è il secondo esempio. Il terzo esempio ve lo lascio per dopo, se volete vi racconto. Allora, io ho ancora 3 domande, ma siamo anche ben messi con i tempi, quindi se qualcuno ha una domanda alzi pure la mano. Se qualcuno vuole chiedermi il terzo esempio, così recupero. Ce l'abbiamo, la facciamo... È già pronto? Ok, se c'è qualcuno alzi la mano, poi o io o Mauro vi vede. Ha citato gli eventi internazionali. Faccio io, non lei, tu. Hai citato gli eventi internazionali. So che sei reduce della COP29 di Baku e hai citato il Mose. Hai portato il Mose, avete portato anche già le idee del dopo Mose, oppure su cosa state ragionando e cosa andate a spiegare, a mostrare di Venezia alle conferenze internazionali? Allora, intanto ci siamo andati assieme con il professor Musco, sì, esattamente, quindi c'è anche una condivisione di responsabilità su quello che abbiamo raccontato e detto, giusto? Come vi dicevo prima, abbiamo portato il Mose come esperienza per vedere se questo tipo di soluzione di dighe flottanti, dighe mobili, può avere un senso opportunamente riconfigurata, adattata ad altri contesti geografici e per renderla disponibile, che dal punto di vista dei brevetti, tutta quella parte patentata, traducendolo male dall'inglese, questi sono messi a disposizione di altre geografie, altri contesti che vogliano misurarsi o che abbiano bisogno o che vogliono valutare questo tipo di soluzione anche per le loro problematiche di controllo e di gestione dei flussi di marea. Questo è un esempio che abbiamo fatto. La risposta è stata interessante al punto tale che le Nazioni Unite, in particolare il Dipartimento di Riduzione dei Rischi da Disastro, UNDRR in acronimo inglese, che porta avanti una partnership tra città internazionali, scusatemi, una partnership tra città di 1 migliaio di città diverse che si chiama Making Cities Resilient 2030, ha chiesto a un numero limitato di città di fare un po' da esempio. Tecnicamente la chiamano Resilience Hub. E hanno chiesto a Venezia, dopo aver visto questo insomma, grazie anche al nostro contributo nel raccontarla in un contesto internazionale, hanno chiesto alla città di Venezia di diventare Resilience Hub di questo network mondiale. E il Comune di Venezia ha chiesto a noi Fondazione di essere l'agente attuatore, no? L'implementatore di questa attività. Sul Mose, noi siamo costruttori, quindi esattamente, vi lascio con una riflessione che stavo facendo proprio immaginandomi quello che è il settore di cui vi occupate. Il Mose serve a proteggere tutto quello che sta dietro a Mose,
per forza. Di quanti MOSE potremmo aver bisogno, immaginandoci di rimanere all'interno dello spazio Mediterraneo-Mar Nero? Sempre con architettura, con il nostro amico Jacopo Galli, abbiamo provato a fare un'analisi di questo tipo, è venuto fuori insomma che pieno per vuoto, un'altra cinquantina, sessantina di località in questo momento soffrono della stessa problematica di innalzamento, ma hanno le condizioni, sono molte di più quelle sono, ma hanno le condizioni per immaginarsi una soluzione MOSE. Ma allora a questo punto il mio pensiero è stato un altro, ma perché devo fare, cosa ho detto, 50? Perché devo avere 51 MOSE nel Mediterraneo? Posso farne uno solo, un po' più grande, a Gibilterra. Posso chiudere le colonne d'Ercole. E lì ho detto, proviamo a vedere un po' qual è la geometria di questo posto. Perché insomma è un varco, sono una dozzina di chilometri, se non ricordo male. Qui stiamo parlando invece di un sistema di 3 bocche di porto di 1,6 chilometri, 10 volte tanto, 8 volte tanto. È un po' più profondo in effetti, va giù, ma che cosa ci vuole per riempire? Cioè, è una cosa fattibile. Questo però me lo dite voi, nel senso che io ho provato a fare i conti, mi sono fatto aiutare nel fare i conti, e viene fuori che la quantità di, come si dice, di inerti, di materiale estratto dalle cave, che si deve buttare all'interno dello spazio di Gibilterra, delle colonne d'Ercole, per livellarne la parte che serve e farne un qualcosa che assomiglia a un MOSE, però non profondo come qua, qualche metro, ma profondo una trentina di metri, è pari all'estrazione, alla capacità estrattiva, alla produzione estrattiva di un anno del Belgio. Mi sembra che il problema in questo caso, nella mia, così, aver mangiato pesante evidentemente, essere andato avanti in questo tipo di riflessioni, mi sembra che il problema non sia tanto un problema tecnico, nemmeno tecnologico, ma che sia decisamente un problema, chiamiamo una questione, la questione da risolvere è una questione di politica, cioè di accordo tra tutti i beneficiari di un'infrastruttura di questo tipo che chissà quando si può pensare di trovare. Poi magari, forse l'avete già fatto, ci sarà da ragionare sulle correnti, le maree, se disturba qualche genere di... o l'avete fatto? Questa domanda da profano. Abbiamo fatto un altro tipo, anche là, siccome è una cosa velocissima, bisognava cercare una proxy. La proxy è quanto ci mette una molecola d'acqua che entra a Gibilterra a farsi il giro all'interno del sistema Mediterraneo-Mar Nero e uscire fuori. Pare che sia 2000 anni. Poi diciamo che sì, c'è un tema ovviamente di controllo delle correnti, tutto quanto, che non è banale, ma se lo chiudiamo, insomma, per qualche settimana dovrebbe rimanere tutto quanto integro lo stesso. Se non ci sono domande, ho l'ultima, non ne vedo. Lei da veneziano e da posizione privilegiata con cui, tu da veneziano e dalla posizione privilegiata che hai internazionale non solo, hai una visione di Venezia da qui a 50 anni, come la vedi nell'adattamento al cambiamento climatico, nel subire il cambiamento climatico, nell'adattarsi, anche nella capacità delle istituzioni o dei cittadini di adattarsi e di diventare più sostenibili per ridurre l'impatto? Il MOSE, come avete capito, è condizione necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo, per un corretto sviluppo, per un prolifico, prosperoso o come volete voi, sviluppo della socio-economia. Quello che ci dà il MOSE è intanto guadagnare qualche decina d'anni per immaginarci che cosa fare dopo questa soluzione transitoria. Il mare continuerà a crescere. Il sistema così come è dimensionato quest'oggi non funzionerà più e a Gibilterra non faranno niente, questo sono sicurissimo. Per cui intanto abbiamo guadagnato tempo. E l'altra cosa che il MOSE consente è, avendo messo in sicurezza da qui, a seconda qui siamo ospiti dell'Istituto Veneto di Lettere e Scienze ed Arti, il cui presidente è il professor Andrea Rinaldo, che dal punto di vista dei ragionamenti sul futuro idraulico di Venezia è sicuramente il massimo della gamma che ci sia al mondo. Lui ci dice che per 2 o 3 generazioni, calcolando una generazione in 25 anni, dovremmo stare sufficientemente tranquilli,
con la soluzione attuale. Il che vuol dire però, come riverbero dal punto di vista della pianificazione industriale, che c'è la possibilità di immaginarsi un piano industriale per delle cose, per fare delle attività, per investire su Venezia. E quindi utilizziamolo, sfruttiamolo e cerchiamo di farlo, come ho anticipato prima, applicando i principi più stringenti possibili di sostenibilità dello sviluppo. Grazie, quindi auguriamoci e vi auguriamo un ottimo lavoro su questa strada. Grazie. Ora invito il professor Francesco Musco, direttore della ricerca dell'Università UAV di Venezia, che è stato più volte citato. Buongiorno professore. Buongiorno. Anche a lei il tu, perfetto. Preferisci il leggio, PC, forse? Perfetto, allora stiamo qui davanti. Urbanista, nonché da novembre presidente di Corila, Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia, che tra i temi dell'oggetto del consorzio ha gli effetti dei cambiamenti climatici nell'area della laguna e del nord dell'Adriatico, quindi delle analisi delle possibili misure di mitigazione e adattamento. L'ho detta tutta. Vi invito alla presentazione, poi facciamo qualche domanda. Ok, prego. Microfono. Era spento. Ok. Io un ringraziamento ad ANCE per questa, anche soprattutto ANCE Giovani, per questa iniziativa come dire, che sfonda un aspetto assolutamente rilevante, che è quello del rapporto tra l'ambiente costruito e i cambiamenti climatici. È fondamentale per varie ragioni. Io me ne occupo ormai da almeno 15 anni. Lo UA di Venezia ospita un laboratorio di ricerca che si chiama Planning for Climate Change, che è stato fondato tra il 2007 e il 2008 e negli anni ci siamo occupati e continuiamo a occuparci di come cercare di rispondere al cambiamento climatico, ovviamente a livello delle aree urbane. Lo facciamo dal punto di vista dell'urbanistica, ma con una grande attenzione alla dimensione del rapporto tra ambiente costruito e ambiente non costruito. Ci occupiamo e ci siamo occupati di temi di adattamento e di mitigazione, di circolarità nelle aree urbane, quindi la chiusura dei cicli ambientali, i temi della riduzione delle vulnerabilità, i temi dell'emergenza, i temi della ricostruzione. Questo avviene all'interno di questo laboratorio che di fatto ormai è evoluto in un rapporto con il Consorzio per ricerca sulla Laguna di Venezia, negli ultimi anni anche con il lavoro che vi ha presentato Alessandro Costa prima, anche questo laboratorio che abbiamo fatto proprio a Bacua alla COP29 qualche mese fa, e soprattutto il fatto che ospitiamo la cattedra UNESCO sui temi della rigenerazione urbana dedicati proprio al cambiamento globale. Tutto questo perché, come dire, parte da questo tipo di considerazioni. L'incremento globale delle emissioni climalteranti, diciamo che la tendenza è incontrovertibile. Quello che possiamo fare è, e ripeto, questo lo prendiamo a prestito dai colleghi che si occupano di climatologia, in che modo possiamo ridurre perlomeno gli impatti, ma soprattutto ridurre gli impatti sulle aree urbane. Le aree urbane sono il luogo dove vengono emesse le emissioni climalteranti, ma sono le aree anche che ottengono e ricevono i maggiori impatti sulla scala locale. E quando ci occupiamo di città e cambiamento climatico, i due driver che consideriamo, ovviamente la semplifico, sono il calore in eccesso e l'acqua in eccesso, e sono le due componenti che di fatto andiamo a regolare, perché alla scala globale, indipendentemente da quello che si dice, come dire, il dato sul cambiamento è assolutamente incontrovertibile, ma soprattutto quello che ci interessa dal punto di vista di chi si occupa di costruzione e di ambiente costruito è capire in che modo l'accelerazione dei fenomeni impatta sulla scala locale. E questo è, come dire, è un tema di grande dibattito, perché anche con i colleghi che si occupano di climatologia molto spesso c'è una divisione di scala diversa. Per riuscire ad avere dati e informazioni che permettano di costruire città maggiormente resilienti all'impatto locale del clima, non ci basta sapere se nel Mediterraneo il mare si alzerà di mezzo
mezzo metro, ma abbiamo bisogno di sapere dove questi fenomeni saranno maggiormente intensi, anche con differenze che sono evidenti all'interno di una stessa area urbana, perché dipendono dai materiali, dalle superfici, dalla presenza di verde, dalla presenza di acqua e dall'interazione di tutta una serie di fenomeni, tali per cui lo stesso driver di mutamento climatico può generare effetti diversi poi sulle scale locali. L'esempio più palese è stata l'alluvione di Venezia del 2019, lo stesso driver di impatto climatico ha generato la grande la marea nella laguna di Venezia, ma contemporaneamente ha fatto sparire le spiagge di Jesolo ed Eraclea al nord di Venezia o ha fatto saltare l'intero sistema dell'acquacultura sul delta del Po. Quindi lo stesso fenomeno nelle stesse ore genera esiti diversi a seconda della conformazione urbana, della dimensione del rapporto con l'ambiente, della costruzione dei materiali delle superfici. C'è tutta una serie di casistiche che va dalla scala metropolitana fino alla scala della microsuperficie, come questa è stata costruita, coperta, e quindi il ruolo dell'ultimo miglio e quindi della dimensione delle costruzioni è assolutamente fondamentale da questo punto di vista. E in questo le città del mondo si stanno attrezzando per tentare di tenere assieme la dimensione dell'adattamento con la mitigazione, che sono le due componenti, due facce della stessa medaglia. Da un lato riduzione, ormai adesso lo dico ai costruttori, ma io faccio l'urbanista, ma anche se ho studiato architettura, come fare una casa a zero emissioni ormai lo sappiamo fare. Come fare una città a zero emissioni, a zero impatti, non lo sappiamo ancora fare, perché abbiamo la tendenza a pensare che le aree urbane siano la somma di edifici efficienti o e purtroppo è più complesso di quello che può sembrare. Le grandi città del mondo si stanno attrezzando, questi da Washington a Parigi, questi sono anche studi preliminari, tra l'altro fatti da noi assieme alla città di Washington alcuni anni fa, e i temi sono esattamente quelli dell'eccesso di calore o di eccesso d'acqua, il tema delle grandi ondate di calore nelle aree urbane, i fenomeni più estremi, ce li ricordiamo, stiamo parlando delle ondate di calore su Parigi nel 2007, che generarono 75.000 morti nel giro di pochi giorni, e fenomeni che di fatto tendono a tenere assieme scale diverse contemporaneamente e tempi diversi. Indipendentemente da quello che succederà fra 100-200 anni, il tema è di come agire nella fascia che va tra i 5 e i 50 anni per fronteggiare l'estremizzazione dei fenomeni. Diciamo, estremizzando, da architetti urbanisti non ci interessa tanto sapere che cosa succederà fra 200 anni in un determinato contesto, ma capire come l'estremizzazione di alcuni fenomeni impatta sulle scale locali nell'immediato periodo, nel medio e nel breve periodo. E questo è un elemento che, come dire, necessita di che cosa? Di quadri informativi avanzati. Io devo sapere dove e come l'effetto avviene e devo sapere che tipo di sistemi tecnologici, costruttivi, forme, sistemi di organizzazione di un'area urbana posso mettere in campo per risolvere o perlomeno calmierare, non sono in grado di risolvere. Le grandi città del mondo ormai stanno facendo grandi lavori, questi sono i grandi interventi fatti a Copenaghen negli ultimi anni per calmierare le ondate di alluvionali che hanno colpito la città nel 2011 in particolar modo. New York ha lanciato il grande programma della Yellow U, sopportato da Fondazione Bloomberg, un grande progetto di spazio pubblico che di fatto ha l'obiettivo di mettere in sicurezza e migliorare il sistema della penisola di Manhattan. Sono lavori che sono iniziati da poco, il progetto ormai ha 6-7 anni, ma gli interventi sono in corso. Lo stesso avviene in altre aree di Rotterdam, Copenaghen, sempre l'uso dello spazio pubblico come sistema di protezione dagli eventi estremi. Tutti interventi che in qualche maniera molte città europee ormai stanno facendo, da Rotterdam ad Amsterdam, a Londra, alcune aree, in particolar modo del centro e del nord Europa, sono quelle più impegnate, ma alcuni studi preliminari li abbiamo fatti anche su Venezia. Questi sono alcuni tratti dagli studi preliminari per il piano di adattamento di Venezia che abbiamo fatto come studio preliminare come Juave e Corila negli ultimi anni, dove anche in questo caso il tema è tenere assieme la dimensione di quadri conoscitivi avanzati che mi permettano di capire dove e come gli impatti sono attesi, ma tutta una serie di altri interventi che in questi anni stiamo sviluppando con Milano, con Padova, con Mantova, con altre città italiane ed europee, per
riuscire a elaborare strumenti di dettaglio che permettano agli amministratori pubblici poi di prendere le opportune decisioni dal punto di vista sia dello sviluppo urbano sia dal punto di vista dell'evoluzione in qualche maniera della dimensione dello spazio costruito, dell'ambiente costruito. Anche con grandi studi negli ultimi anni, questo è il lavoro fatto per la Commissione europea negli ultimi anni, che ha elaborato le prime linee guida nazionali che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni per redare i piani di adattamento sulla scala locale a multiscala. Il tema è sempre della scala di intervento, si va dalle scale regionali fino alle scale delle aree urbane. Questo perché di fatto chi ha poi l'ultimo miglio, chi diciamo costruisce, chi realizza le aree urbane, chi si dedica al patrimonio costruito sia nel recupero e quindi tutto il fronte della rigenerazione urbana, sia che se parliamo di Venezia parliamo di, come dire, di situazione, come dire, dove il tema del patrimonio storico-culturale diventa uno degli elementi chiave, che però è anche l'elemento che subisce maggiormente impatti ed estremizzazione dei fenomeni e dove non puoi intervenire con tecniche di recupero e di restauro tradizionali che magari puoi fare su edifici invece di ultima generazione. Il tema, ripeto, da urbanista che mi preme sottolineare è che questa dimensione multiscalare va tenuta assieme perché altrimenti puoi anche realizzare il singolo edificio ad altissima efficienza e con sistemi di resilienza, per esempio per ridurre gli impatti di estremizzazione di fenomeni atmosferici di vario tipo, ma contemporaneamente devi fare in modo che tutte le soluzioni che metti in campo in un'area urbana siano tra di loro mutue e si supportano a vicenda per rendere l'area maggiormente cosa. E su Venezia, chiaramente Venezia diventa uno degli elementi di maggiore sfida da questo punto di vista rappresentativo, il lavoro che vi raccontava prima Alessandro, chiaramente di usare il MOSE come uno degli elementi. Il MOSE non è stato disegnato per l'adattamento, non è stato progettato per l'adattamento, ma è diventata una misura di adattamento, è una delle misure di adattamento. E la cosa è diversa perché di fatto il MOSE serve per fronteggiare un fenomeno che è naturale, perché il fenomeno delle maree non è un fenomeno estremo. Dopodiché però viene estremizzato da alcuni fenomeni, come abbiamo visto negli ultimi anni. Allora diventa una delle misure di adattamento in campo per la città, ma il contesto dove ci troviamo c'è un aumento medio delle temperature. È inutile che qualcuno può dire che non è vero, però guardando le serie storiche, anche senza grandi approfondimenti, ripeto, proprio guardando in maniera anche superficiale, l'incremento la variazione delle precipitazioni del tempo, cioè intensità e scarsità, ti trovi contemporaneamente l'estremizzazione dei fenomeni e fino, come dire, al fatto che nel momento in cui devi costruire un modello di adattamento di una città, devi arrivare a tenere assieme scale diverse. Da un lato comprendere i fenomeni, estremizzazione del calore, estremizzazione dell'acqua, nel caso di Venezia ci si aggiungeva in certe forme il fenomeno dell'acqua alta che comunque rimane da controllare con la presenza del MOSE, fino ad arrivare a dei sistemi che ti permettono di arrivare a soluzioni di adattamento anche replicabili, quindi a livello di scala urbana, a livello di spazio pubblico, a livello di soluzioni costruttive, a livello di materiali che intervengono anche nella riqualificazione delle aree urbane. E capite bene che questo entra nel sistema dei appalti pubblici, se riguarda lo spazio pubblico, rientra all'interno dei sistemi di monitoraggio delle amministrazioni locali, perché chiaramente poi qualcuno deve tenere la regia di quello che avviene, fino a cercare di ridurre sostanzialmente i rischi sulle aree urbane. Negli anni sono state fatte varie cose, vado molto veloce giusto per farvi vedere che esistono ormai degli atlanti avanzati che permettono di conoscere i fenomeni dal punto di vista del calore in estremo, dell'interazione tra calore e vegetazione, e fino ad arrivare anche a quelle che sono le prime schede di quello che dovrà essere in futuro, si spera, il piano di adattamento per la città di Venezia, dove di fatto tieni a sistema le soluzioni che sono già progettate, perché ci sono un sacco di interventi che non sono stati pensati come misure di adattamento, ma di fatto lo sono. Per esempio il MOSE è una di quelle, ma funzionano nel momento in cui tu sei in grado di tenere a sistema tutte le misure in maniera come dire, unitaria e riesci a tenere insieme una dimensione di monitoraggio. Questi sono esempi, in tutte le soluzioni si deve capire quanto costa, chi la fa,
chi la mette in pratica, chi fa il progetto esecutivo, che tipo di effetto può generare la singola soluzione di adattamento, e tutto questo chiaramente genera, come dire, un quadro di interventi che ha bisogno di regie forti dal punto di vista chiaramente istituzionali, ma anche dal punto di vista del rapporto tra gli strumenti di adattamento e gli strumenti di intervento poi sulle soluzioni puntuali. Questo è un esempio, ma chiaramente gli esempi sono sempre, come dire, di dettaglio per fare capire che gli interventi possono essere realizzati in varie prospettive, in varie case. L'altro aspetto è quello del calore in estremo. Vi faccio solo vedere questo lavoro su Padova che abbiamo appena concluso, che riguarda proprio la riqualificazione dell'intera area industriale di Padova in un'ottica però di riduzione degli impatti climatici. E negli ultimi anni l'area è diventata inservibile in almeno 4 mesi l'anno per lo stoccaggio merci, lo spostamento merci. Parliamo degli operatori che devono lavorare in quest'area perché le temperature ormai sono superiori ai 45 gradi da metà maggio fino all'inizio di settembre, con estremizzazioni di fenomeni che riguardano chiaramente il surriscaldamento delle aree, e quindi con punte che appunto superano i 40 gradi per diverse settimane all'anno, fino ad arrivare a interventi che riguardano invece per esempio la calmierazione del rischio idraulico sulle aree, e quindi in caso di precipitazioni estreme la reazione che le singole zone della città possono, della singola zona di questa parte della città possono, come dire, avere. Tutto questo insomma per dirvi che oggi esistono dei sistemi avanzati di progettazione urbana e di analisi urbana anche, che permettono anche, come dire, a chiunque operi nel campo delle costruzioni, comunque dell'intervento, delle trasformazioni urbane, della rigenerazione di parti della città, di capire che tipo di soluzioni maggiormente adottare nella singola area, perché ripeto, allo stesso tipo di fenomeni possono avere conseguenze diverse poi sulle varie aree di una stessa città. Ma questo per dirvi che tutto questo ormai entra, questo è tra l'altro un programma tra le azioni che ha sostenuto il Ministero dell'Ambiente a tutti i comuni superiori ai 60.000 abitanti in Italia. Il problema è che poi, come molte delle buone idee in questo Paese, non esiste un monitoraggio avanzato che permetta di capire davvero come in giro per l'Italia questo tipo di interventi siano stati pensati o realizzati. Perché il vero problema dell'adattamento oggi è quello di dire come possiamo avere dei quadri informativi adeguati perché chiunque che operi all'interno di un'area urbana, sia a livello di trasformazione che di nuova costruzione che di intervento di qualsiasi tipo, abbia dei quadri informativi che gli permettano di sapere dove sta intervenendo e non astrattamente in un'area ampia, ma capire esattamente cosa succede nelle singole aree di intervento. E questo poi ci sono altri lavori che stiamo, anche per esempio questo è un lavoro che stiamo concludendo sull'area di Milano, proprio negli interventi nella zona di Gaia Aulenti, dove anche in questo caso l'obiettivo era capire come grandi interventi di trasformazione urbana potessero essere, come dire, studiati in maniera preliminare per capire chi, anche in questo caso gli investitori internazionali cominciano a chiedere ma cosa succede dal punto di vista climatico in quell'area fra 50 anni. Allora, come dire, riuscire a mettere in campo strumenti analitici e strumenti in connessione a strumenti urbanistici avanzati diventa, a mio avviso, la precondizione della gran parte delle cose che facciamo dal punto di vista del lavoro che fate voi, ma del lavoro anche che tentiamo di fare noi come chi si occupa di studi e sperimenta nelle aree urbane. Grazie. Era l'ultima slide? Era l'ultima slide? Ma no, ma... ho scritto talmente tanto, ho preso appunti come sono tornato all'università. Intanto volevo dire che quando ho fatto l'esame di urbanistica, ormai 15 anni fa, ahimè, sembrava un'innovazione concepire degli spazi dove c'era previsto l'utilizzo e poi anche una certa permeabilità in cui entrava l'acqua nel caso dell'evento atmosferico, sembrava ora è lo standard che applicate mi pare in tutti i progetti, come la messa in rete di tutti i sistemi. Secondo te, queste mappe, i comuni, le istituzioni, gli enti inizieranno a leggerle, a usarle
le hanno commissionate? Vedete già dell'applicazione? Io guardavo prima, abito in uno dei puntini rossi sopra a nord di Venezia, e quindi qualche piccolo effetto lo vedo, tipo l'innalzamento del piano, del piano terra, il divieto assoluto di costruire in alcune aree, anzi piuttosto toglie e basta, qui non si fa più nulla. Voi avete un riscontro dagli enti che vi commissionano, con cui collaborate, di applicazione dei le piani? cose che vi ho fatto vedere, tranne alcuni casi, sono al 99% finanziate dalla Commissione europea, tutte. Questo perché ormai all'interno dei grandi programmi di ricerca della Commissione europea la dimensione del clima è uno degli assi principali, al di là di appunto delle mode del momento, o comunque delle tendenze del momento. Molte amministrazioni locali lavorano da anni su questo. Padova è una di queste, guardando senza andare lontano da Venezia, nel nord-est italiano, comunque nel nord-est avanzato, Mantova è un'altra città media, piccola, dove da anni si lavora su questo. Lo stesso vale per alcune città dell'Emilia Romagna, alcune città della Lombardia. Ci sono molti, come dire, enti e istituzioni, sia pubblici che privati, alcune fondazioni ex bancarie per esempio sono molto impegnate nella supportare studi per ridurre fenomeni legati all'impatto climatico nelle aree urbane, e poi chiaramente mettendole a disposizione delle amministrazioni locali. Allora ancora esiste, come dire, un livello di precondizioni che sono sensibilità istituzionale, ma sempre meno, perché se 15 anni fa, quando abbiamo cominciato a lavorare, spingere appunto anche gli studi dell'urbanistica verso la dimensione delle questioni climatiche, un amministratore sì, un amministratore no, semplicemente ti diceva io ci credo, non ci credo, come fosse una cosa che bisognava credere. Oggi è molto più difficile che qualcuno ti dica non è vero. Il problema qual è? Che questo tipo di iniziative devono rientrare all'interno delle agende pubbliche, e delle agende pubbliche pensiamo in particolar modo ai temi degli investimenti grandi investimenti pubblici. Noi abbiamo perso una grande occasione col PNRR, perché nonostante abbiamo infilato la certificazione do not significant harm di SNH all'interno dei programmi del PNRR, il problema è che questo tipo di certificazione, che è fondamentale perché ti chiede una cosa importantissima: tu non puoi spendere €1 del programma europeo del Recovery Fund se non mi dimostri che questa azione ha comunque un'azione calmierante o non peggiorativa delle precondizioni climatiche locali. Tutto noi come università dobbiamo farlo anche sui programmi di ricerca finanziati da... mi spaventa di più invece che in molti grandi investimenti pubblici questo tipo di studi preliminari sia stato fatto molto spesso, diciamo molto velocemente, come tipo di cosa. Nonostante questo però all'interno ormai delle macchine amministrative pubbliche la dimensione della percezione della riduzione dei rischi climatici come dire, è abbastanza evidente. Magari non è evidente sulle scale razionali, sulla scala nazionale, parlo dell'Italia, ma se voi andate in giro in qualsiasi paese europeo, insomma, come dire, la dimensione di avere un piano nazionale per l'adattamento più o meno coercitivo, in Italia non è coercitivo perché non ha un apparato normativo, non è obbligatorio per legge, quindi l'Italia ha un piano nazionale di adattamento, ma come dire, non se ne è accorto nessuno dal punto di vista poi operativo, perché di fatto c'è un problema di scendere di scala. I problemi molto spesso non si è compreso che vanno gestiti a livello micro, a livello delle grandi aree metropolitane, se vogliamo. Su Venezia per esempio la dimensione metropolitana è assolutamente fondamentale per trattare questi temi, e lo è perché per fortuna la vecchia provincia di Venezia è stata una delle prime d'Italia che aveva avviato studi preliminari anche per la dimensione climatica in tempi non sospetti, parliamo del 2008-2009, quindi ed è stata una delle prime territori che si è dotata di un sistema di monitoraggio a scala satellitare con la mappatura a 20 centimetri di tutta l'area metropolitana. Il problema è che niente di questo è obbligatorio e quindi di fatto avviene su iniziativa dei centri universitari o di ricerca, iniziativa delle alcune amministratori locali, diciamo che è sempre più diffuso, però questo è abbastanza evidente, più a livello locale che a livello nazionale. Grazie. Se voleva chiudere con la presentazione... No, vai. Vado? Allora, cambio scala di intervento.
forse ma non tanto, ha fatto vedere Milano. Nel podcast che le citavo quando ci siamo parlati, Generazione Climate Change, lei citava il progetto distopico, speriamo, o forse pensa davvero che si potrebbe arrivare a costruire una fossa dove doverci rifugiare sottoterra, un quartiere ipogeo dove andare a vivere? Non ero io che lo citavo. E chi è che la cita? Me l'ha scritto qui. Sì, no, era il conduttore di Radio 24. Gliel'ha chiesto allora. Che provocava a me e Luca Mercalli su questa... Ok, non era una sua idea. No, non era l'idea, era l'idea provocatoria ma non era tanto provocatoria, il tema è questo, perché la questione del surriscaldamento delle aree urbane, come dire... Basta, ripeto, prendere le serie storiche delle temperature medie sulla scala locale, però sulla scala locale negli ultimi 20 anni c'è un programmino online carino fatto dalle Nazioni Unite in cui uno entra dentro, mette la propria data e il luogo di nascita e ti fa vedere, ovviamente semplificando, le serie storiche delle temperature medie locali del luogo di dove sei nato. Ma guardate che 40 anni fa le temperature medie nel periodo anche che va da maggio a settembre nelle città del Veneto non superavano i 30-35 gradi per alcuni giorni durante l'estate. Dopodiché oggi guardate le serie storiche, ripeto, sulle monitoraggi fatti sull'area industriale di Padova, che per carità è un'area senza un albero, ma per 4 mesi l'anno tu hai temperature superiori ai 40 gradi. Allora se sei un operatore che deve stoccare le merci, deve trasportare le merci, capite che ha degli impatti sulla vita quotidiana degli abitanti, di chi lavora e di chi si deve spostare. Allora questo genera, come dire, una necessità di riprogettare le aree. Il problema è che alcuni paesi europei, per esempio, hanno fatto scelte più drastiche. Andate a vedere il piano nazionale olandese dei Paesi Bassi, il cosiddetto Delta Plan. L'Olanda ha messo tutti i denari pubblici in un grande piano nazionale che una volta serviva a fare le dighe. Oggi, l'ultima edizione del piano nazionale ritaglia alcune aree costiere dell'Olanda e dice che in quelle aree lì non si può fare più niente, bisognerà tranquillamente permettere che queste si possano allagare. Chiaramente sono aree non così densamente costruite come è l'Italia, però non è che le condizioni sono tanto diverse. Il tema però che oggi, anche politicamente, tu non puoi dire in Italia, ma sai, oppure non facciamo più ripascimento a Jesolo perché ci costa 5 milioni di euro ogni anno. Però qualche scelta a un certo punto bisognerà cominciare a farla. Sì, immagino le aree dentro gli argini sono le prime, dove lungo il Piave, per dirne uno, ancora abitano molte famiglie, ma non è una questione non è di sé da fare, ma quando saranno obbligati o per scelta o per necessità alcuni territori a non essere più abitati. Noi in Italia abbiamo per esempio uno dei sistemi della protezione civile più avanzati d'Europa, ma non siamo in grado di spostare un po' di quell'azione ex post che siamo bravi prima, con gli stessi denari, perché il tema dice l'adattamento ha un costo, è inutile che diciamo che non costi niente, costa, però in molti casi non costa tanto di più che investire un po' qualcosa prima degli impatti sulla scala locale rispetto a fenomeni che poi sono, come dire, incontrovertibili da tutti i punti di vista. Pensiamo a solo l'incremento dei fenomeni alluvionali dell'Emilia Romagna negli ultimi 3 anni, oppure, come dire, quello che è avvenuto all'isola d'Elba l'altro ieri e che i giornali poi non ne parlano neanche più, ma quasi normalizzato. Se c'è qualcosa che vuole aggiungere, allora grazie professore per l'intervento. Ovviamente ci tengo a sottolineare che non stiamo accantonando il tema della sostenibilità, ci stiamo concentrando sull'adattamento, perché tutto quello che ha detto il professore purtroppo lo dobbiamo dare per scontato, e che la sostenibilità sia presa e applicata alle nostre aziende, alle nostre attività, ai nostri territori. Duccio, tocca a te. Duccio Travaglini, fondatore di Greencom, il microfono è qui. Perfetto. Grazie, ciao a tutti e tutte, grazie mille innanzitutto per avermi invitato e per aver dato vita a questo evento. È bello vedere comunque anche che aziende, persone che fanno parte di questo settore stiano iniziando a mettere in discussione, no, anche
gli impatti che come settore effettivamente producono e mettere in atto poi delle soluzioni, ma comunque ne parleremo sicuramente. Adesso tocchiamo tutti. Infatti, una cosa che forse è sfuggita nelle introduzioni, noi siamo qui, e adesso ci arrivo con una domanda anche per te, perché crediamo che se non siamo i primi attori a metterci in discussione, a creare un dibattito su questi temi, come spesso su altri, ci troveremo dall'alto calate delle soluzioni sbagliate nell'applicazione e sbagliate nell'idea magari. Invece oggi creiamo questo dibattito per capire da chi studia questi fenomeni dove dobbiamo accompagnare, qualora potessimo, le istituzioni agli interventi. E parto un attimo prima, poi passiamo sulle istituzioni. Greencom è un media che vuole coinvolgere le persone nella lotta al cambiamento climatico. Il tema del coinvolgimento è proprio, penso, la vostra anima. La community per cambiare il mondo, non il clima, anche perché il clima lo abbiamo già cambiato abbastanza, mi pare. Anche basta. Direi basta cambiare il clima, potessimo farlo regredire, non possiamo, ci vorranno 100-200 anni se siamo bravi a mettere emissioni zero oggi, non credo ce la faremo, possiamo adattarci, ma ti chiedo come è nato Greencom e quali obiettivi vi siete dati nel crearlo? Sì, Greencam nasce sostanzialmente durante gli studi magistrali di economia politica e dell'ambiente da parte di me, Simone e Ginevra, i miei soci, perché appunto noi eravamo studenti, studiavamo ogni giorno queste tematiche ed eravamo costantemente bombardati da una raffica di notizie negative, studi allarmistici, titoloni che sembravano lasciassero spazio, no, a una possibilità, a un futuro possibile, vivibile. E quindi ci siamo provati a domandare se effettivamente questo era vero, se effettivamente il mondo, il futuro che ci stava aspettando era veramente così. E ci stavamo chiedendo anche se effettivamente si stava dando più spazio alle notizie negative sulle questioni ambientali e climatiche rispetto anche a quelle positive. Se era giusto il modo, l'approccio comunicativo che stavamo utilizzando, intendo come comunità internazionale, o se c'era un modo diverso di provare a comunicare questi temi, un modo di comunicare che facesse leva sulle soluzioni, sulle notizie positive, sulle storie di persone, aziende, idee che stessero effettivamente apportando degli impatti positivi sulla sfera ambientale e climatica. E ce lo siamo iniziati a chiedere perché sostanzialmente noi siamo per ragazzi facenti parte della generazione Z, della famosa Gen Z, ci stiamo accorgendo che intorno a noi tantissimi nostri coetanei stavano vivendo episodi di ecoansia, ecoparalisi, erano quindi immobilizzati di fronte a questi continui titoli allarmistici e a questi dati che chiaramente sono assolutamente veri, ma che spaventavano. Allora abbiamo detto proviamo a creare qualcosa di complementare a quello che vedevamo già. Proviamo a creare un progetto editoriale che poi si è trasformato effettivamente in una società, in un new media, che provasse appunto a far vedere l'altra faccia della medaglia. E questo non significava tapparsi gli occhi davanti alle evidenze e tuttora non significa tapparsi gli occhi davanti alle evidenze, perché noi comunque parliamo dei problemi, parliamo delle realtà e delle istituzioni, dei politici, delle aziende da condannare quando c'è da farlo, non abbiamo paura di farlo ed è giusto farlo, però al tempo stesso cerchiamo sempre di far emergere anche le soluzioni, far emergere anche un approccio che sia più propositivo, ottimistico sul futuro, proprio perché il nostro obiettivo da sempre è stato quello di mobilitare le persone, le aziende, le istituzioni e le NGO nella lotta al cambiamento climatico. E quindi crediamo che per mobilitarle, appunto non per immobilizzarle, questo strumento, lo strumento della comunicazione, debba fare leva anche su un approccio che sia appunto più propositivo e ottimistico. Ecco, da questa nostra idea, da questo nostro presentimento, abbiamo creato Greencam e poi effettivamente si è creata attorno a noi una community che ogni giorno è coinvolta
nella nostra missione e che è allineata, no, con quello che noi vogliamo trasmettere. Oggi abbiamo una community intercanale fra i vari social media di 170.000 persone, tutte con più o meno la stessa ambizione, quindi fare qualcosa, mettersi in azione, sporcarsi le mani per provare a creare un futuro migliore, un futuro diverso, per riscrivere, no, il futuro, perché sembra quasi che ormai sia già stato scritto il futuro che ci aspetta. In realtà non è così. Oggi noi possiamo scrivere il futuro e quindi riscriverlo nel senso di decidere noi oggi e non far decidere a chi ha già preventivato quello che dovrebbe o che potrebbe accadere. Seguo la pagina Greencom e vi posso garantire che questo ottimismo si percepisce, ma ci sono anche le notizie più tristi e negative, quindi non è un nascondere, è un complimento che ti faccio, è un bilanciare per dare anche una speranza a chi effettivamente può trovarsi con questa ecoansia. Cioè, in alcuni momenti anch'io mi sono sentito spiazzato, poi io dico ok, facciamo anche eventi di questo tipo per costruirci il futuro e trovare le soluzioni. Che reazioni avete riscontrato quando siete usciti o da quando siete usciti ad oggi con i media, con i social e con le vostre notizie? Ma allora, una cosa molto interessante che vediamo costantemente ogni giorno è che quello che facciamo, soprattutto quando parliamo poi effettivamente di aspetti anche più positivi, ottimistici, è che le persone ne hanno veramente tanto bisogno, tanto che sono spinte a scriverci in DM, in chat o sotto i contenuti per ringraziarci. All'inizio ci domandavamo grazie, cioè, ma di cosa? No? Noi stavamo facendo altro che portare alla luce fatti, storie, idee, innovazioni. E poi invece abbiamo capito che effettivamente le persone necessitavano, avevano bisogno, no, di tutto questo. E quindi le reazioni più comuni sono appunto dei ringraziamenti, soltanto perché facciamo vedere anche quello che funziona e diamo una prospettiva un pochino più ottimistica sulla sfida climatica. Fra l'altro notiamo sempre di più che anche le aziende con le quali collaboriamo, le istituzioni, sono allineati con questa visione, no? Le aziende soprattutto nascono perché hanno una visione ottimistica, devono avere una visione ottimistica sul futuro, nascono spesso anche per risolvere, no, dei problemi. E quindi c'è molto un allineamento anche poi con i partner con cui collaboriamo, proprio perché appunto ancora c'è bisogno non solo da parte delle persone di avere questa voglia di mettersi in gioco per migliorare la situazione, ma deve essere una cosa, diciamo, a 360 gradi, diffusa, quindi che mette insieme istituzioni, aziende e la società civile. Probabilmente il vostro riuscire a portare anche notizie positive aiuta a prendere per mano anche chi è scettico senza motivo e avvicinarlo a un mondo dove poi gli mostrate anche delle notizie che sono la realtà, i dati, i numeri, alcune critiche che portate, ma poi nel conflitto tra i più critici e meno critici che poi criticare, che cioè è la realtà quella che portate, riuscite a prendere per mano un pubblico sempre più ampio e quindi a crescere comunicando questi temi che non è facile. Tu conosci abbastanza bene il nostro settore, l'edilizia, ogni tanto vedo che fai dei contenuti in merito. Noi siamo consapevoli del nostro peso nella emissione di CO2, nella insostenibilità di alcune pratiche e stiamo tutti lavorando per andare alla maggior sostenibilità possibile e anche interrogandosi oggi nell'adattamento e quali saranno gli interventi necessari. Nel tuo lavoro, nel tuo lavoro di divulgazione ti imbatterai in molte notizie che ci riguardano. Hai dei casi, studio, delle best practice da portarci che ancora non sono state citate, dei suggerimenti da darci sul nostro lavoro? Sì, no, sicuramente è un settore che conosciamo molto bene perché senza doversi nascondere, no? È comunque un settore molto impattante, ma è anche un settore che sta veramente attuando una transizione ecologica concreta. Noi appunto lavoriamo con molte aziende, le aiutiamo a comunicare i loro impegni reali inerenti appunto alle sfide climatiche e ambientali e lavorando insieme appunto con queste aziende ci rendiamo sempre di più conto
che si parla molto di transizione energetica ma poco di transizione edilizia, ad esempio, edile, e in realtà si sta facendo una transizione veramente importante, concreta, con un sacco di innovazioni, sia che vadano a ridurre gli impatti, quindi che vadano a ridurre le cause del climate change, quindi parliamo di tutte quelle opere di mitigazione. Quindi mitigazione si intende l'insieme delle strategie volte a ridurre le emissioni di CO2 e di conseguenza l'effetto serra e quindi ciò che poi dà vita ai cambiamenti climatici, ma anche a un sacco di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. Quindi per adattamento è stato già citato, forse non l'abbiamo ancora definito, spero che tutti lo conosciate come termine, però per essere allineati, per adattamento si intende quell'insieme di azioni, strategie, interventi volti a minimizzare, se no addirittura eliminare gli impatti dei cambiamenti climatici. Si va quindi ad agire sulle conseguenze. Una cosa secondo me molto importante per il settore edile, ma in generale quando si parla di queste tematiche, è capire che adattamento e mitigazione debbono andare parallelamente, no? Perché sennò spesso si fa l'errore di pensare che l'adattamento sia una rinuncia, una rassegnazione, no? Ci stiamo adattando agli effetti del climate change perché ormai tanto non possiamo più fare niente per frenarlo. Questo non è vero. L'adattamento non dobbiamo viverlo in questo modo, innanzitutto perché appunto va parallelamente con la mitigazione, no? È come se noi stessimo guidando un'automobile che sta per andarsi a scontrare, no? Contro un muro. La prima cosa che faccio è inizio a frenare, no? Riduco le cause, che in quel caso è la velocità, al tempo stesso, dato che mi rendo conto che sono molto vicino a sbattere e quindi non posso in nessun modo evitare i danni, cerco di limitarli magari attivando l'airbag, no? Quindi questo è un po' quello che si può, un paragone che si può fare per capire un pochino meglio adattamento e mitigazione e l'importanza di farli andare parallelamente. Inoltre l'adattamento è visto come un'opportunità. No? Spesso si parla di adattamento facendo soltanto riferimento a opere ingegneristiche, ai parametri infrastrutturali, scientifici, ed è assolutamente vero ed importante, ma spesso ci scordiamo della matrice sociale, culturale. Ecco quindi che in realtà quando si parla di adattamento è importante capire che può essere un'opportunità per ricostruire le nostre società, per ricostruire le nostre attività produttive e di consumo. E quindi è proprio un'opportunità per dar vita a un nuovo mondo, un nuovo pianeta che sia più sostenibile e più equo. E all'interno appunto del settore edile ci sono tantissime best practice, tantissime soluzioni, ne ha citate qualcuna prima il dottor Musco, inerenti ad esempio alle città. Le città, come sappiamo, sono un nucleo importantissimo, si è calcolato che più o meno nel 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle città, poi potrà essere più o meno, ma comunque il trend è quello, no? di spostarsi nelle città, ed è quindi molto importante attivare delle strategie di adattamento che coinvolgono appunto il settore edile proprio all'interno delle città, quindi andando a ridurre ad esempio l'effetto isola di calore. Sappiamo appunto che i materiali da costruzione, secondo quali vengono utilizzati, possono avere, no, degli effetti molto impattanti proprio nell'aumentare le temperature locali, proprio perché assorbono, no, calore e poi lo rilasciano, e quindi ci sono ad esempio dei materiali o delle vernici, le vernici cool roof o comunque altri materiali riflettenti che sono sicuramente molto importanti in termini di adattamento in questo caso. Stiamo vedendo anche il triste fenomeno delle alluvioni. Anche in quel caso noi stiamo collaborando con un'azienda che produce calcestruzzo, no? Quindi sempre per dire che non si deve pensare, no, che noi in quanto
in quanto appunto media che comunica e parla di ambiente e clima, e che è una community interessata a queste tematiche, debba lasciare per strada, fra virgolette, o comunque non debba collaborare con aziende, ad esempio, che producono calcestruzzo, che sappiamo essere sicuramente un materiale molto impattante. Questa però è un'azienda che produce calcestruzzo, ma ha veramente switchato totalmente il modo in cui ha deciso di produrre e costruire, perché non sto ora qui ad annoiarvi con tutte le cose che fanno, ma hanno avviato delle linee di calcestruzzo net zero, quindi che assorbono totalmente la CO2 che producono nella produzione appunto di calcestruzzo, e poi hanno avviato ora una linea di calcestruzzo drenante, quindi che sostanzialmente chiaramente non può essere messo nelle strade perché non reggerebbe il peso delle auto, ma può essere messo nelle piste ciclabili, nei parchi, eccetera, eccetera, e quindi riesce a drenare l'acqua, che poi chiaramente deve essere reintrodotta nei cicli per far sì, no, che l'acqua diventi una risorsa e non un nemico da eliminare. Qui ci insegnano molto bene i giapponesi con l'idea della città spugna, e quindi questo appunto è un esempio di un'azienda che lavora sia sulla parte di mitigazione, andando quindi a ridurre gli impatti in termini di CO2 dei propri prodotti, ma anche in termini di adattamento attraverso questa linea di calcestruzzi drenanti. Grazie. Sì, opportunità, faccio un esempio banale, un'isola di calore magari con la nuova mentalità delle istituzioni può essere ridotta introducendo il verde in alcune aree, spostando i parcheggi sottoterra, creando delle vasche. E qual è l'opportunità? Io creo un ambiente che magari durante il Covid si è visto, l'aria aperta, i punti di ritrovo all'aria aperta. Noi ci abbiamo fatto 2 o 3 serie di un concorso per le scuole medie sulla progettazione degli spazi aperti, e quindi ecco l'opportunità per la socialità anche. Noi abbiamo aziende che intervengono a tutti i livelli di dimensione, da singola unità, la città, il territorio, intere infrastrutture. Abbiamo un grosso tema che è la comunicazione. Noi siamo sempre un po' un passo indietro sulla comunicazione. Abbiamo qui un comunicatore, ti chiedo, hai dei consigli? Non voglio sapere il vostro segreto per arrivare a oltre 100.000 follower, ma delle pillole, 3 ingredienti che le nostre aziende e la nostra associazione stessa può applicare nella comunicazione che usiamo nei media, nei social, anche per darci il giusto ruolo, livello con le istituzioni, che spesso sono magari bloccate nel poter fare certi interventi, agevolare certi altri che magari non sono per nulla di adattamento o non sono sostenibili, mentre noi siamo pronti per fare alcuni interventi che sono opportunità di mitigazione, di adattamento o di rigenerazione, ma l'istituzione ti porta a magari consumare altro suolo. Allora ti chiedo, noi per elevarci ancora al posto che meritiamo di interlocutore col pubblico, cioè col privato, ma anche con l'attore pubblico, hai delle pillole? Senza il tuo segreto, non voglio. Non siamo la Nutella che abbiamo l'ingrediente. Non avete l'ingrediente. No. Okay. No, comunque, ma guarda, sui social quello che notiamo sempre di più e che spesso è la chiave vincente, io credo che sia la trasparenza, quindi quello che noi diciamo spesso anche alle aziende con le quali collaboriamo è di non nascondersi dietro a un dito, nel senso, quando parliamo ad esempio del settore edile, il fatto che ci siano dei problemi in termini ambientali e climatici, in termini di emissioni, di consumi energetici, di prelievo di risorse naturali dalla crosta terrestre, è evidente. E non è un problema dirlo, non è un problema raccontarlo, anzi è proprio come un modo di quasi ammettere di far parte di un problema, ma di voler essere la chiave per risolverlo, no? E questo secondo me è un punto importantissimo quando si prova a comunicare sui social e quando si vuole fare appunto una comunicazione coinvolgente, pura, real, no? Che coinvolga le persone e che le porti poi effettivamente alla tua parte e che tu poi
possa utilizzarla come leva anche per andare a parlare ad esempio con le istituzioni, per essere legittimato, no, a farlo. Quindi una cosa sicuramente un consiglio che posso dare è cercare di essere più reali e trasparenti possibili quando comunicate sui social. Non abbiate paura di dire gli impatti del vostro settore, quando effettivamente poi avete delle soluzioni da raccontare e degli impegni concreti che state portando avanti. Se ci sono, non ci deve essere nessuna paura. Poi chiaramente un tema importantissimo sui social è capire con chi si sta parlando, capire chi c'è dall'altra parte. Non tutti hanno chiaramente una stessa community, una stessa platea di persone, però capire esattamente qual è la vostra e qual è anche quella a cui volete arrivare, chiaramente vi permette poi di fare una comunicazione che sia più efficace e chiaramente anche capire quali sono gli obiettivi di questa comunicazione. L'obiettivo è arrivare a parlare con le istituzioni in modo più legittimo, l'obiettivo è fare awareness, consideration, cercare di posizionarsi su determinati temi, quindi a seconda chiaramente di tutti questi aspetti la strategia poi di comunicazione che dovrete e potrete andare a fare chiaramente è diversa. Grazie Duccio. Sempre se ci sono domande, se no io l'ultima, se non me vengono altre strada facendo. Nel tuo confronto col pubblico ti scrivono in DM, sicuramente riceverai anche dei feedback. Oltre, forse l'hai già citato prima, ma a chiederti come se hai registrato un tipo di crescita, dei momenti particolari, certi temi. Ti chiedo anche che feedback hai, se li hai, nel come vedi tu, dalla tua esperienza lavorativa, l'Italia da qui a 50 anni, che è l'obiettivo che ci diamo oggi. Questa è la domanda da $1 milione. Bianco a pronti. Allora rispondo. No, ecco, sicuramente... Forse dirò una cosa un pochino banale, un po' scontata, però l'Italia del 2075 è l'Italia che iniziamo a costruire oggi, non domani, non fra 5 anni, non fra 10 anni, oggi. Cioè dove dobbiamo iniziare veramente oggi? Dovevamo iniziare ieri, qualche anno fa, ma forse siamo un pochino in ritardo, ma non abbastanza per dire che non abbiamo più speranze, anzi ce le abbiamo. L'Italia del 2025 è l'Italia che è stata costruita 50 anni fa, è l'Italia data dalle decisioni, dalle azioni prese 50 anni fa. Io ci credo, sono ottimista di natura, anche per questo forse che poi abbiamo creato un media che fa molto leva sull'ottimismo. Io credo che possiamo, assolutamente, abbiamo ancora tutte le carte in regola per ridisegnare un futuro veramente equo, sostenibile e che ci permetta e permetta alle future generazioni di vivere in modo diciamo dignitoso, no? Perché questo poi si parla quando si cita il famoso sviluppo sostenibile. Quindi l'Italia del 2075 dipende tutto da quello che farete oggi, da quello che decidete di fare oggi, da quello che deciderete di fare quando uscirete da questa stanza con le vostre aziende, nella vostra vita privata, quando andate a votare alle urne, quando andate a comprare una qualsiasi cosa, quindi sulle scelte di consumo, sulle scelte di produzione e sulle scelte politiche che secondo me sono una delle azioni più importanti e più potenti che abbiamo nelle nostre mani. Grazie Duccio, grazie. Prego Ali. Da un comunicatore passiamo a un altro comunicatore che racconta le sue esplorazioni. Ho l'onore di presentare Alex Bellini, che seguo. Sì, lo possiamo fare un applauso. Che ci parlerà di esperienze che ha visto e vissuto nel mondo delle sue esplorazioni. Buonasera, grazie. Posso tentare una sintesi degli interventi fatti sinora? La sintesi che mi viene è: viviamo in tempi interessanti. Tempi interessanti prevedono chiaramente dei rischi, delle opportunità, delle minacce, ma soprattutto delle responsabilità. Ora, a proposito di responsabilità, viviamo in tempi interessanti anche perché la storia dell'uomo si è intersecata nuovamente con la storia del nostro pianeta. Non è la prima volta.
nostro pianeta ha più o meno 4 miliardi e mezzo di anni e in questi ultimi 50-60 anni la storia, la linea del viaggio che ha compiuto l'essere umano si è nuovamente intersecata. Prima era successo con i viaggi di Cristoforo Colombo, la scoperta dell'America, prima ancora le grandi migrazioni dall'Africa. Hiroshima, pensate appunto che cosa non è capitato con Hiroshima, con il deposito di quantità megagalattiche di materiale radioattivo sulla crosta terrestre. Viviamo in un'epoca che si chiama Antropocene. Lo sapevate, lo sappiamo ormai tutti. Come si fa? Non so se magari qualche geologo, anzi l'unico geologo che c'era in prima fila se n'è andato via. Avrei fatto la domanda al presidente geologo, ma come si fa a identificare il momento in cui i geologi si riuniscono in una stanza e decidono all'unanimità che è giunto il momento di attribuire o di identificare una nuova epoca geologica? Quali strumenti si usano? Ci avete mai pensato? Si usano degli strumenti che non sono degli strumenti, però sono dei marcatori geologici, ossia delle sostanze, delle piccole rappresentazioni che vengono conservate nella crosta terrestre. I geologi attribuiscono o meno quell'elemento, quel fenomeno, quell'elemento appunto a una epoca precedente oppure a quella futura. Ora, per uscire un po' dall'impasse di questo momento, un po' così, della mia presentazione, volevo chiedere secondo voi quali sono gli elementi, quali sono i marcatori geologici della nuova epoca che stiamo vivendo, quella dell'Antropocene. 2 o 3 possiamo facilmente immaginarceli, no? L'aumento della CO2. CO2, quindi un marcatore geologico è proprio l'aumento della CO2 nell'atmosfera. Poi che cosa possiamo ancora immaginarci che può diventare rappresentativo di questa nuova epoca geologica? L'overconsumo della plastica produce microplastiche, anche le microplastiche diventano, per i futuri geologi che si troveranno in questa sala tra 1000 anni, discuteranno appunto della microplastica come un marcatore geologico. Poi ci sono gli isotopi radioattivi, delle bombe atomiche, eccetera, ma ce n'è uno in particolare che vi riguarda molto da vicino, ed è un marcatore geologico che è il cemento. Il cemento rappresenterà per i geologi che vivranno a Venezia o chissà dove tra 1000 anni un elemento che identificherà l'inizio di questa epoca geologica in cui ci troviamo a vivere, consapevolmente o inconsapevolmente. Ora, io sono un esploratore, non sono un geologo, quindi la filippica sulla geologia finisce qua. A me il compito in questa sessione di portarvi a compiere un viaggio. È un viaggio che parte da lontano. Siamo partiti col locale. Siamo partiti con Venezia, con il Veneto, con l'Italia e mi permetto, ma questo è un accordo che abbiamo fatto all'inizio, di portarvi invece a fare un viaggio altrove, immaginandoci appunto cose che magari non possiamo vedere dal nostro balcone di casa. Io sono un esploratore e di fatto faccio l'esploratore, io faccio esperienza di questa terra, di questo pianeta, di questa nostra casa comune che è meravigliosa ed è misteriosa allo stesso tempo. E sono un esploratore anomalo, per così dire, perché sono originario della provincia di Sondrio, della montagna, però la mia vita sarà sempre per sempre legata al mare. L'Oceano Atlantico e Pacifico che ho attraversato a remi qualche anno fa. Però non è di questo di cui vi voglio parlare, bensì la slide che mi accompagna in questo momento mi ricorda anche che oltre ad aver attraversato gli oceani mi piace moltissimo anche misurarmi con altre forme di acqua, con altre forme di oceani. Recentemente con mia moglie presente, abbiamo lanciato un nuovo progetto che si chiama Eyes on Ice ed è un progetto di esplorazione e divulgazione che mette assieme queste due figure. Mi considero esploratore tanto quanto un divulgatore, che mi permette attraverso 3 viaggi in Alaska, in Groenlandia e poi sull'Oceano Artico nel 2026 raccontare come il cambiamento climatico sta
non solo modificando ma anche trasformando le regioni polari, che sono sentinelle del cambiamento climatico. Sono i famosi passeri da miniera. Una volta, magari i più anziani si ricorderanno che i minatori una volta non andavano con le maschere d'ossigeno attaccate alla bocca, ma scendevano con un piccolo uccellino. E questo uccellino dentro una scatoletta, un box, era quell'uccellino che avvisava della presenza o meno di monossido, presenza o meno di ossigeno, e quando l'uccellino cadeva era il momento di andarsene via. Ecco, le regioni polari rappresentano proprio l'uccellino da miniera, quell'essere vivente che ci avvisa dei cambiamenti che verranno prossimamente. E questo viaggio l'ho compiuto su una bicicletta speciale, era un prototipo, una bicicletta stampata in plastica riciclata. Quindi un gruppo di ingegneri e di scienziati di materiali hanno messo assieme questo prototipo stampando policarbonato, un policarbonato con l'aggiunta di carbonio. Il proposito, oltre a farsi un bel viaggio, una bella vacanza in Alaska nel 2024, il proposito era quello come vi dicevo, di documentare come l'Alaska cambia quando cambia il clima. E tra le tante forme di cambiamento a cui è sottoposta l'Alaska in questi anni recenti, c'è sicuramente un collasso del permafrost su cui si poggiano tutte le infrastrutture a quelle latitudini, e anche un elemento di erosione delle coste. Nel viaggio che è durato 37 giorni, che mi ha portato a pedalare per quasi 2000 chilometri, ho raggiunto 6 dei 12 villaggi che da qui ai prossimi anni, pochissimi anni, saranno costretti ad abbandonare il proprio luogo e ricollocarsi altrove proprio a causa del dissesto idrogeologico e dell'erosione provocata dalle tempeste dell'oceano. Però in anni indietro, a partire dal 2019, sempre con mia moglie abbiamo lanciato una nuova iniziativa, era la nostra prima iniziativa di divulgazione ambientale. L'obiettivo era quello di navigare i 10 fiumi più inquinati di plastica al mondo e raggiungere quello che comunemente viene chiamata isola di plastica in mezzo al Pacifico. Questa grande zuppa di plastica che è grande 3 volte l'estensione della Francia. La Francia è circa 500.000 km quadrati, bene, questo è 1,5 milioni di chilometri quadrati, su cui galleggiano e riposano 100.000 tonnellate di rifiuti di plastica. L'obiettivo quindi era quello di raccontare il lungo viaggio che compie la plastica prima di accumularsi in mezzo al Pacifico. Ci sono dei viaggi più rappresentativi e viaggi meno rappresentativi del cambiamento climatico e della crisi ambientale, e io ho pensato di portare 3 episodi, 3 momenti che sono stati rappresentativi appunto di questo nostro impegno per cercare di divulgare i temi della crisi ecologica prodotta dai prodotti di plastica. Il primo aneddoto che vi racconto risale al 2019, quando navigai il Gange, questo lungo fiume, a bordo di una zattera che mi sono autocostruito con i materiali che ho raccolto sul fiume. E la fotografia mostra questo giovane traghettatore di persone da una sponda all'altra del Gange, vicino a Varanasi, dove sono partito, e dopo aver visto questa scena io mi sono subito chiesto se avesse tutte le rotelle a posto, perché il Gange contiene più o meno il livello di batterie fecale 500 volte rispetto a quello che è considerata acqua potabile. Quindi, se tanto mi dà tanto, questo personaggio qua rischiava la sua vita ogni volta che beveva dell'acqua del Gange. E alla mia richiesta, quantomeno alla mia espressione stupefatta, lui mi dice: ma che problema c'è? La mia famiglia beve sempre acqua del Gange, anzi guarda come sono forte. E mi voleva mostrare quanto fosse forte alzando un sacco di cemento. E io non gli ho detto appunto di questo batterio fecale presente 500.000 volte. Mi era bastato comprendere che alla fine c'era un po' della superstizione in tutto questo. Il Gange è un fiume sacro e lui diceva: in quanto sacro non può essere inquinato. Quindi ve la metto lì come pezzo del puzzle, come prima tessera del pezzo del puzzle. La seconda storia
Infatti sì, lui mi diceva l'inquinamento è tutto nella tua testa, perché il Gange non può essere inquinato, quindi il problema è solamente nella tua testa. La seconda storia che vi racconto è sempre legata al Gange, questa è la mia zattera, ve la faccio vedere per la prima volta, e quello nello sfondo è uno dei tanti corpi di vitelli o di mucche morte che galleggiano sul Gange. Infatti apro una piccola parentesi, ma sul Gange la plastica o rifiuti di plastica sono la cosa meno schifosa che galleggia sul fiume. Chiudo la parentesi e non entro nei dettagli. Una di queste cose che fa veramente schifo sono i corpi putrefatti o mezzi marciulenti di questi animali sacri. All'ennesima volta che ho incontrato un corpo di un animale, ho chiesto a un pescatore lì vicino che cercava di raccogliere qualcosa con la rete perché nessuno si occupasse di raccogliere, di prendere per le corna questi animali e sotterrarli o incenerirli. Insomma, fate qualcosa almeno, non lasciatelo navigare sul fiume. E questa persona mi dice, e ho riportato qua il messaggio, il fiume è lungo e qualcuno più a sud se ne occuperà. L'idea di questo ottimismo mal riposto, che qualcuno più a sud se ne occuperà, secondo voi, a sud chi c'era? Lungo il fiume, a sud c'era qualcuno che sperava o che pensava che più a sud qualcuno se ne occuperà. Quindi questa idea di deresponsabilizzazione mi aveva molto colpito. Infine vi racconto la storia di questo anziano, praticamente cieco, insomma non vedeva niente, però mi ha sentito arrivare e sentendomi arrivare parlando una lingua straniera mi ha chiesto chi sei, dove stai andando. E io gli ho raccontato la storia che stavo navigando il fiume con la zattera e stavo andando a Calcutta ed ero più o meno a 60 chilometri da Calcutta. E questo signore mi ha detto, Calcutta? Ma sei matto, Calcutta è lontana. E questa cosa di Calcutta è lontana mi ha fatto pensare che effettivamente, nonostante il fatto che ormai con la tecnologia, con un mondo globalizzato, e con l'innovazione tecnologica che ci permette anche di superare i confini, non esiste più un'idea vera e propria di distanza. Cioè abbiamo sostituito la distanza, non esiste più un luogo misterioso così distante da poter credere così che poco importa, no? Un po' come quello succedeva negli oceani. Cioè per tanti anni l'oceano è stato quel grande buco nero in cui tutto più o meno, era destinato a precipitare dentro. Adesso neanche più l'oceano è quel famoso buco nero, perché ci restituisce tutto. E soprattutto ci si è resi conto che poi non è così grande, perché appunto se si naviga per mare ci si rende conto che l'essere umano ha messo la propria impronta anche in mezzo all'oceano. Quindi sono queste tre storie che mi hanno fatto pensare appunto a questa forma di deresponsabilizzazione, di ottimismo mal riposto e di negazionismo o di superstizione, che poi alla fine sono esattamente quegli elementi che esacerbano e complicano e alimentano la crisi climatica che stiamo vivendo. Quindi la domanda che vi pongo è con che cosa dovremmo sostituire questi tre fattori? Con quali altri fattori? Forse con il loro opposto, quindi con la responsabilità condivisa, con ottimismo, chiaramente, niente da dire, ma sicuramente anche con un po' di realismo. E dall'altra parte non più negazionismo, ma semplicemente limitarci a saper leggere i fatti e quanto la scienza, dopo tutto, ci ripete da anni. Cambiamento climatico. Ecco, quando sentiamo parlare di cambiamento climatico, dove va il nostro occhio? Cioè, dove si appoggia istantaneamente il nostro occhio? Sul clima. È il clima che ci fa paura. È abbastanza ovvio, è abbastanza ragionevole, è proprio del clima di cui si sta parlando. Il clima non serve chiaramente andare in Pakistan o in Cina o nelle isole del Pacifico per renderci conto che è un problema serio, un problema imminente. Però tra cambiamento e climatico la nostra vita dipenderà anche e soprattutto da come interpreteremo la prima parola, il cambiamento. Che qui si apre un discorso a parte, cioè il cambiamento è sempre più rapido, sempre più repentino, sempre più improvviso, ma apre anche, scusatemi, mi mangio le parole, apre anche un tema di responsabilità. Cioè abbiamo collettivamente e individualmente la responsabilità di fare e di compiere questo cambiamento, senza aspettarsi che qualcuno più a sud se ne occuperà di tirar fuori questo vitello per le corna. Perché sarà proprio da come decideremo di intraprendere questo percorso di cambiamento che dipenderà chi saremo e soprattutto se saremo
nel prossimo futuro. Chiudo con due ultime riflessioni. Sicuramente per gestire, se è possibile gestire la sfida del cambiamento climatico, questo mix di elementi sarà composto sicuramente da un po' di speranza, innovazione sicuramente, un cambiamento sistemico e il coraggio. Non c'è cosa più importante oggi del coraggio. O meglio, ci sono due cose altrettanto importanti, forse più importanti ancora del coraggio. Una è l'aria, l'ossigeno. La seconda ve la dico tra un secondo. Della forma di coraggio che dobbiamo mettere a valangate nelle nostre giornate è il coraggio di credere di poter fare la differenza. Di tutte le forme di coraggio. Non il coraggio eroico, ma il coraggio dei piccoli passi, di quelli che ci si rende conto di quanta importanza ha un piccolo gesto fatto nella giusta direzione. Dicevo delle due cose più importanti del coraggio. Uno è l'aria, la seconda è l'etica. Si parla mai di etica nel vostro mestiere? Mi sorprenderebbe sapere il contrario, visto che etica dal greco ethos, che significato ha ethos? Casa, dimora. Voi non siete costruttori edili, quindi costruite, progettate case, idealmente. Poi magari qualcuno è urbanista, qualcuno si occupa di altre cose, però in generale è la casa l'ethos. E non è una sorpresa renderci conto che senza un vivere etico, un'etica condivisa, noi stiamo minando alla radice, alle fondamenta, la capacità della nostra casa comune di sostenere la nostra vita. Perché ci sia etica c'è bisogno di quella percezione di trovarci al cospetto di qualche cosa di più importante di noi stessi, che trascende il gusto personale, il desiderio, l'ambizione personale. È proprio la sensazione di essere di fronte a qualche cosa che è più importante di noi. È una sfida, anche semplice, anche intellettualmente parlando, è una grande sfida, perché sempre più spesso siamo di fronte a situazioni in cui prevale l'individualismo alla cooperazione e prevale il presente al futuro. A proposito di futuro, concludo proprio con questa riflessione. Voi costruite case, però non semplicemente non costruite case, voi costruite case perché durino. No, siete i custodi, soprattutto siete i narratori di chi siamo, delle persone che vivono oggi per le persone che vivranno nel futuro. Riuscite a vedere questo spostamento dal presente al futuro? Cioè, se il cemento è un marcatore geologico che racconterà al geologo di 1000 anni che persone siamo oggi noi, vuol dire che con ogni mattone che mettete, con ogni materiale che utilizzate per costruire, con ogni città che costruite o che contribuite a costruire, con ogni casa che alzate, racconterete a chi verrà dopo di noi che tipo di persone siamo state o siamo stati. E questa è una responsabilità. Costruire bene non è un mestiere, costruire bene è una responsabilità. E io vi lascio proprio con questa ultima parola, che è responsabilità, nella speranza che ne sappiate fare bene uso e che basta così, ecco. Grazie. Grazie. Si sente? Sì. Oggi sono fortunato, ho il foglio intero, gli amici sono abituati a vedermi scrivere sui biglietti da visita, quindi l'ho riempito di temi e di domande. Annuivo tutto quello che dicevi anche al passero da miniera, perché mio nonno era minatore e ho il ricordo raccontato, quindi mi è chiaro cos'era, ma non l'ho vissuto per fortuna. Ti volevo chiedere una cosa tecnica, perché siamo comunque costruttori e c'entra con l'innovazione. L'idea della bici in Alaska che abbiamo visto, che hai inventato, stampato, collaborato, è anche un simbolo, un segnale di riutilizzo di, immagino, materie plastiche. Non era una stampa da materiale vergine, oppure sì? E come è nata l'idea? Come è andata la realizzazione? E entrerà in produzione? È un progetto tipo di innovazione sostenibile?
Sì, tante domande, vediamo di essere sintetici, però ci proviamo, dai. Allora, questo progetto che prende il nome Eyes on Ice, dall'inglese occhi sul ghiaccio, che è partito nel 2024, segue di un anno solo la fine del progetto precedente che si chiamava Ten Rivers One Ocean, di cui vi ho parlato, e che cercavo attraverso i viaggi sui fiumi di raccontare il lungo viaggio che compie la plastica sui fiumi. Nel voler approcciare anche con un elemento di innovazione questo nuovo viaggio sulle terre alte, o diciamo regioni polari, la volontà era quella di inserire un elemento di innovazione proprio partendo dallo strumento che abbiamo utilizzato, io e il mio compagno. Sarebbe stato sicuramente più facile, più semplice adottare una strategia, una tecnica di produzione di bicicletta standardizzato con materiale, l'acciaio, il carbonio, l'alluminio. Noi volevamo fare un po', vivere sulla nostra pelle la sensazione di essere dei pionieri. Sapete i fratelli Wright, i padri fondatori, non so se si può chiamare comunque, però chi ha ispirato l'industria del volo moderno. E noi effettivamente ci siamo sentiti molto come loro, perché il loro primo volo è durato pochi secondi, il nostro viaggio è durato più a lungo, ma è stato molto roccambolesco. Questa bicicletta ha tante caratteristiche che la rendono unica e sono affezionatissimo a questa bicicletta, ma c'è una caratteristica che è veramente tipica dei progetti pilota o dei prototipi: era pesantissima, non era sicuramente la miglior bicicletta su cui potevo pedalare, ma era l'unica che avrei voluto portare fino in cima all'Alaska. Tutto è cominciato da un'idea nostra, io e del mio compagno e di Francesca, di mia moglie, proprio di volere utilizzare un materiale che talvolta è considerato scarto, perché il policarbonato non ha una vera e propria filiera del riciclo. Quindi abbiamo acquistato attraverso gli ingegneri 100 kg di materiale utilizzato dall'industria e l'abbiamo lentamente cercata di assemblare con la tecnica della stampa 3D. Abbiamo fatto 10 prototipi. Vi devo dire la verità, i primi 9 prototipi sono naufragati tutti. Uno di questi, poche settimane prima di partire, cadendo la bicicletta su un fianco, si è rotta in 2 pezzi e dicevo, io ci picchia, non posso partire per un viaggio di 2000 km in Alaska e il rischio di farla scivolare su un sasso e di rimanere lì con i pedali in mano. Però poi hanno fatto dei miracoli, veramente, questi personaggi un po', insomma, veramente ingegnosi. Siamo riusciti a portare questa bicicletta in cima. Ripeto, bellissima la costruzione, tanta fatica e tante lacrime che non sono mancate, soprattutto quando le salite si facevano impegnative, ecco. Ci vuole sicuramente coraggio per partire, quello che conosciamo col termine più utilizzato, lo citavi anche tu prima. Secondo me un po' di coraggio ci vuole anche a fare da costruttori un convegno come su questi temi di oggi. Ho in testa il concetto di ripartire. Spesso quando ti trovi davanti a certe sfide mondiali ti sembra di avere una montagna insormontabile da scalare, tu sei un esploratore, ti è capitato di avere questa sensazione di impossibilità di fronte agli eventi, di dover ripartire durante un tuo viaggio, la bici si rompe, devi ripartire col progetto, non so, sei di notte, quante notti hai fatto in Alaska? 37. Ogni mattina penso ci fosse una sfida diversa. Come si affronta il concetto di riprendere da capo e avere una sfida molto molto ardua da percorrere? Allora, un po' la si allena, cioè se quotidianamente ci si sveglia la mattina e la sfida è o sopravvivere o trovare soluzioni, il giorno dopo riparte sempre con lo stesso mindset. È un po' come se allenandosi alle situazioni di disagio o di uscita dalla zona di comfort, ci si inizia a stare comodi nella zona fuori dalla zona di comfort, e quindi è un adattamento lento e progressivo alle situazioni che possono apparentemente ostacolare il progresso, il movimento, una sfida. Però per essere più concisi e forse anche più efficaci nella risposta, vi racconto una piccola storia che ha tanti anni, sono quasi 16 anni.
questa storia, però è come se l'avessi vissuta ieri. Nel 2008 stavo attraversando l'Oceano Pacifico in barca a remi. Dopo 7 mesi di navigazione, magari qualcuno questa storia l'ha già sentita o già ascoltata, e dopo 7 mesi vivo uno di quei momenti di maggior dolore. Non era tanto fisico, era proprio un dolore dell'anima. Io mi sentivo solo, mi sentivo impotente di muovermi in questo mare che sembrava pronto a mangiarmi in un sol boccone, e soprattutto la cosa che più mi angosciava è che non sapevo perché fossi lì. Dopo tanti giorni a remare, dopo averlo tanto immaginato e sognato quel momento, mi rendevo conto che nel momento in cui dovevo dimostrare o tirar fuori gli attributi, io queste cose qua non ce l'avevo. Ero solamente pieno di domande, di paure e di perplessità. In quel momento c'è il primo miracolo. Francesca mi chiama, mia moglie mi chiama al telefono e mi dice: che cosa cavolo sta succedendo? E dico: Fra, sono disperato, non so più da dove, non so da dove ricominciare. E lei mi dice 3 cose, nel giro di pochi minuti mi dice: non sei da solo. Non sei da solo. E questa sensazione di non essere da solo, a vivere una sfida, ma anzi di essere accompagnato anche solo idealmente, anche solo col cuore, da un gruppo di persone, da un team che mi seguiva dall'Italia, che erano il mio gruppo di supporto, che mi guardavano alle spalle, che sì, ero l'unica persona lì davanti, ma mi sentivo comunque protetto dalle persone che componevano il mio team. Aveva fatto già un grandissimo cambio di prospettiva. La seconda cosa che mi dice è: ricordati perché hai cominciato, ricordati perché sei lì in mezzo, che non era attraversare un oceano, ma anzi fare esperienza della vita, ma fare esperienza guardandomi dritto negli occhi. Il perché è fondamentale. Nel momento in cui in mezzo a un oceano fisico o anche semplicemente metaforico non sai più per che cosa stai remando, sei una persona in pericolo. Quindi alla tua domanda la risposta è: qual è la ragione, qual è la cosa che ti spinge questa mattina o domani mattina a rimetterti su questa barca. La terza cosa che mi dice è: fai qualcosa. Fai qualcosa, sei l'unica persona che in questo momento può agire qualche cosa. Noi possiamo proteggerti, possiamo incitarti, possiamo suggerirti la strategia migliore per portare la tua barca dall'altra parte, ma sei l'unica persona che può fare qualcosa. Quindi la terza cosa che mi sento di dire è vero, da soli, non siete da soli, ricordatevi perché fate il vostro mestiere, che non è costruire case, ma è conservare ricordi delle persone che siamo alle persone che verranno dopo di noi. E la terza cosa è: magari non potrete risolvere istantaneamente tutti i problemi del mondo, ma fate qualcosa. Ecco, queste 3 cose mi sentivo di condividerle. Grazie, è stata anche io ne ho ancora una domanda, se ce ne sono. Grazie, perché è stata una parte, anche una lezione di resilienza nel significato più nobile del termine, a volte un po' usato troppo. Ti chiedo, siamo imprese edili, siamo costruttori. Nei tuoi viaggi hai mai pensato a qualcosa per cui è necessaria un'azienda, un'attività, qualcuno che quella cosa la faccia, magari nel Nilo, magari in Alaska, o anche semplicemente, non semplicemente, stando qui, vivendo in Italia? C'è qualcosa, qualche suggerimento che puoi dare alle aziende, nel particolare alle imprese edili, che dici: ma perché non fanno quella roba là, o potrebbero fare quell'attività lì, muoversi in quella direzione? Allora, una cosa che ho notato molto in Alaska, devo dire, non so se è coerente con il vostro progetto, i vostri progetti, le vostre idee, ma è costruire edifici che possono essere adattati a più di una sola destinazione d'uso. In Alaska non posso raccontarvi le cose che ho visto, però immaginatevi piccoli villaggi, giorni e giorni e giorni lontani dal paese, dall'agglomerato urbano più strutturato, lontani da loro. Quindi vivono poche decine, qualche centinaia di abitanti in zone dove il 99% delle persone qua in sala non passerebbe neanche un giorno neanche sotto tortura. Eppure hanno delle scuole, degli edifici scolastici che sono all'avanguardia.
ma sono soprattutto edifici che nel momento del bisogno diventano la piazza del paese, diventano il luogo in cui poter trovare rifugio in caso di tsunami, lì capitano gli tsunami, oppure inondazioni o grandi tempeste di neve. Quindi l'idea di costruire, e sono tra l'altro modulabili, quindi a blocchi si possono, non è come dire, una casa fatta e finita e che poi, sì che puoi magari alzare il tetto e creare un'apertura, però lì sono proprio modulabili. Hanno sicuramente delle tecniche di costruzione meno sofisticate delle nostre, quindi più facilmente, come dire, appunto modulabili. E questa è la cosa che mi viene in mente. E poi chiaramente avendo poca luce, godendo di poca luce, hanno degli ambienti che sono molto, molto luminosi, quindi tecniche sicuramente per rendere gli ambienti molto luminosi, capaci di illuminare anche le aule nei momenti e nei periodi dell'anno in cui sono invece invernali, quindi c'è poca illuminazione. Questo non so se può essere utile come Sì, punto anzi, di... È un tema che conosciamo, ma fa sempre bene sentirselo ripetere da chi l'ha visto fare in Alaska. Magari noi ci chiediamo se è così o non è così. Tornando all'episodio di prima, la domanda era perché esplori, ma in qualche modo mi hai risposto. Cioè, quando tu sei trovato lì da solo in mezzo all'oceano, è la risposta alla domanda perché esploro che ti ha fatto andare avanti, quindi l'obiettivo era più alto di ogni altra cosa che ti poteva accadere, e quindi l'obiettivo di arrivare all'esplorazione fine a se stessa o a qualcosa, immagino? All'epoca avevo poco più di 20 anni, no, avevo già 30 anni, però ero ancora nella fase della mia vita in cui esploravo perché dovevo sciogliere alcuni nodi interiori. L'esplorazione era semplicemente la via, lo strumento attraverso il quale poter sciogliere questi nodi. Da giovane avevo fatto di tutto per fare altro nella vita, studiavo scienze bancarie. Magari qualcuno farà ridere, anche a me fa ridere. Oggi dico, ma come cavolo è possibile che mi sia venuta questa idea? E però è capitato che io facessi scienze bancarie. E mi sono reso conto che in un momento di crisi stavo buttando via un'opportunità, stavo perdendo l'opportunità di diventare la persona che dovevo diventare. Per qualche ragione sconosciuta io mi sento dalla nascita un esploratore, ma nello scegliere la via più facile, quella già battuta dagli altri, che forse in qualche modo anche i miei genitori si aspettavano o speravano che io battessi, stavo tradendo me stesso. E nel momento, appunto, di fronte a questo bivio esistenziale tra continuare a fare qualcosa che non mi appassionava, però che mi omologava, e invece scegliere una strada nuova, sicuramente più complicata, ma che alla fin dei conti mi avrebbe dato grande soddisfazione, ho scelto la seconda. Ho scelto la seconda anche perché volevo che la morte mi trovasse vivo. Parlare di morte bisogna andare un po' con i piedi di piombo, perché chiaramente non è un argomento facile da trattare, soprattutto per me che talvolta mi trovo a fare scelte che prevedono anche questa come opzione. Però oggi vivo con la sensazione di non stare tradendo me stesso, anzi sto facendo esattamente quello che ho sempre desiderato fare. Questo mi dà questa gioia, questa leggerezza di spirito che mi fa prendere anche i momenti di grande difficoltà con il pensiero del ma sai cosa? Ma anche questa ce la possiamo cavare, no? L'idea è che una difficoltà superata e poi un nuovo benchmark dal quale ripartire, uno per non rassegnarsi e soprattutto la seconda per non crearsi alibi. In Veneto, in azienda da noi, diciamo, avevamo sempre combinato. In qualche modo, alla fine ce la facciamo. Si cade in piedi. Io ti ringrazio, Grazie. Sicuramente mi porto a casa la responsabilità e questa tua ultima lezioncina su come prendere. Buona continuazione, grazie. Grazie Alex. E quindi Angelica Donati, la nostra presidente, ti invito con calma. Grazie Angelica. Forse è spento? No, è acceso. È acceso, mi sentite? Ok, vabbè, è molto difficile però intervenire dopo un intervento di questo genere. No, poi vabbè, io sono secchionissima, ho preso appunti come faccio sempre. No, la prima cosa, Matteo, volevo innanzitutto ringraziare
Mi sentite? pure- Ok. Volevo innanzitutto ringraziare Lisa, Andrea e tutto il gruppo Giovani di Venezia e del Veneto per averci ospitati qui e per aver organizzato un incontro veramente, veramente interessante su una tematica che per noi è molto vicina, perché noi diciamo sempre che se non noi chi? Se non noi chi, per quanto riguarda tutte le tematiche di larga visione sul nostro futuro, la sostenibilità è una di quelle cruciali. Ma prima di entrare nelle conclusioni volevo ringraziare te, Matteo, perché non fai questo di mestiere, Grazie. ma sei stato veramente... Non lo so, non so se Mentana sarebbe stata all'altezza di quello che Prossimo hai fatto tu. step farò una maratona Quindi, durante le lezioni di ANCE. Veramente, veramente complimenti, perché hai svolto un lavoro eccellente e veramente un giornalista preparato non avrebbe fatto un miglior lavoro di te. Adesso mi emoziono. Sul tema di oggi c'è tantissimo da dire. Io, voglio magari giusto velocemente ricapitolare i punti che mi sono balzati all'occhio. L'esempio del Mose come intervento per, diciamo, dare spazio e dare respiro alle nostre città, alla nostra popolazione, di pensare a come adattarsi ai cambiamenti climatici futuri che sono sempre in corso, è un messaggio molto forte, perché noi viviamo in un mondo in continuo cambiamento, quindi non possiamo pensare che oggi abbiamo trovato la soluzione per tutto. Vi abbiamo visto quei render bellissimi che magari poi, se ci mandano, sarà pure interessante studiarci un po' meglio dalle slide di quello che stanno facendo a New York, a Amsterdam, a Rotterdam, a Copenaghen, eccetera. E noi viviamo in un mondo in evoluzione e dobbiamo pensare che il nostro lavoro, quello che facciamo oggi, deve essere, come si dice in inglese, future-proofed, nel senso che noi non possiamo continuare a costruire su una pianificazione fatta 50 anni fa, e purtroppo noi tutti che siamo costruttori italiani sappiamo benissimo che oggi stiamo mettendo in atto delle opere che sono state pensate 30 anni fa, perché l'iter autorizzativo in Italia è particolarmente lento, ma dobbiamo, come attori nel nostro settore, e sappiamo benissimo che su molti elementi della nostra catena dei valori non siamo noi a decidere, purtroppo, perché sono le istituzioni, ma dobbiamo farci portatori di un messaggio che deve essere un messaggio di programmazione a lungo termine, che è una cosa che in Italia purtroppo manca da sempre e continua a mancare. La seconda cosa che mi balza all'occhio è il tema delle aree urbane efficienti, di cui ha parlato Francesco Musco, perché troppo spesso si pensa ognuno al suo orticello, quindi che ne so, per esempio il superbonus, l'efficientamento energetico nelle case, giustissimo, però questo non risolve il problema di come integrare tutto nell'insieme delle nostre aree urbane, che diventano sempre più strategiche, perché la popolazione mondiale si sta trasferendo dalle zone extraurbane alle zone urbane, e quindi questa pressione abitativa sarà sempre più forte. Poi, da Duccio, il fatto di agire non tanto per cambiare le conseguenze del cambiamento climatico, perché noi non possiamo da soli fare questo, ma pensare a come adeguarci e come mitigarne gli effetti, che penso sia un messaggio molto forte. E poi il messaggio di Alex Bellini, dove ho scritto veramente paragrafi e paragrafi di appunti, lo riassumo in: fate qualcosa. Noi abbiamo l'obbligo, il dovere e il diritto di fare qualcosa per il nostro futuro. Quindi queste sono un po' le considerazioni, gli spunti che io traggo da questa giornata. E tu cosa ne pensi, Matteo? Io ho una considerazione, ti chiedo un parere, posso immaginare. Mentre parlavamo, mentre ascoltavamo gli ospiti, mi rendevo conto, e a volte ci penso anche prima, poi mi lascio trascinare dall'organizzazione e andiamo un po' per la tangente. Può essere che sembrino temi tirati per i capelli da portare nel nostro settore, anche gli ospiti a volte non proprio del nostro settore. Una volta eravamo abituati a certi convegni molto tecnici, molto anche noiosi. Allora, questo ampliare il nostro sguardo su non direttamente al nostro settore, ma farci anche coinvolgere e trasportare nei discorsi che non sono strettamente collegati, ma ci ampliano lo sguardo. Secondo te quanto possiamo percorrerlo? Fin dove riusciamo a spingerci senza uscire troppo da quello che ci serve nel nostro quotidiano, nella nostra associazione? E quanto coraggio avremo e quanto è fondamentale essere associazione che fa questo tipo di attività? Possiamo farlo? Possiamo aumentare?
La risposta sintetica è sì, e dobbiamo farlo sempre di più. La risposta un po' più estesa è semplicemente legata al fatto che noi oggi sempre di più, anche in virtù dell'ecosistema in cui viviamo, che è un ecosistema sempre più digitale, sempre più connesso, il discorso delle distanze, Calcutta è lontana 60 km, ma il mondo è lontano un click da noi, quindi mentre un tempo ci si poteva permettere di rimanere chiusi nelle nostre gabbie, chiusi nei nostri scomparti, uno ermeticamente isolato dall'altro, oggi non è più così, c'è tantissima contaminazione trasversale, c'è una velocità comunicativa. Adesso vabbè, è un tema totalmente diciamo, a parte da quello che stiamo trattando adesso, ma basta guardare in un mese cosa è successo nella situazione geopolitica mondiale. Cioè, viviamo in un mondo talmente interconnesso che accelera ad un ritmo esponenziale su tutti i fronti. Noi non possiamo permetterci di non farlo, secondo me, Matteo, perché da un lato siamo un settore tradizionale, siamo un settore che per quanto possiamo innovarci e digitalizzarci, per quanto possiamo evolverci, saremo sempre alla fine degli artigiani evoluti, ma il nostro prodotto è estremamente su misura e unico, e quindi non dobbiamo rinunciare a questa nostra identità, ma non possiamo pensare al futuro di questo settore, al futuro di questo comparto, senza prendere atto di un mondo che non sa ad aspettare noi. Cioè siamo noi che dobbiamo essere al passo con i tempi per non venire lasciati indietro. Aggiungo, citavi l'ampiezza. Prima veniva citato il PNRR, se noi siamo pronti con una visione a 360 gradi sensibili a questi temi, siamo pronti anche a cavalcarli perché è un nostro obiettivo, una nostra responsabilità, altrimenti riceveremo certe direttive come imposizioni e senza volerle realizzare, continuando a cercare di fare un altro lavoro, un altro business e invece è dall'altra parte la strada da percorrere tutti nello stesso verso. Ma visto che hai detto il PNRR, è stato una scuola il PNRR, oltre a una grandissima opportunità di rilancio per il Paese e per il nostro settore che ne è stato il traino, ma è stata una scuola per una direzione in cui l'Europa deve muoversi, anche visto tutto quello che sta succedendo nel mondo, ovvero una maggiore integrazione dei Paesi europei, l'idea di una spesa comune, di un debito comune, di un piano di investimenti comuni, che non possono non passare dal nostro settore. Oggi in Europa c'è un commissario per la casa, è la prima volta che succede, e quindi è chiaro che uno dei passi in cui dei prossimi passi che si potranno fare sarà quello di avere una pianificazione anche sul piano della pressione abitativa a livello europeo. Noi questa non la possiamo subire, la dobbiamo definire, perché, facendo il parallelo al super bonus, visto che ne parlavo, un meccanismo di incentivi che spinga a innovare e a efficientare il nostro patrimonio immobiliare è corretto, dipende da come lo implementi. E per il nostro settore vedere che, adesso questo è più una cosa di lucro che altro, ma vedere che alla fine quello che viene premiato è semplicemente mettere dei cappotti e fare gli impianti, e tutta la parte anche di restauro dei nostri edifici, di protezione sismica, che è un problema enorme che fa parte dei cambiamenti, che non è il cambiamento climatico, ma è la geologia del nostro paese. A proposito di geologi, sono cose che in Europa non sono così considerate perché non sono problemi in Nord Europa, loro lì hanno il problema del freddo. Se noi ci fossimo battuti meglio a monte 15 anni fa, quando si è iniziato a parlare della direttiva Green, per inserire tematiche che sono più vicine al nostro cuore, alla nostra natura, oggi non saremmo forse in questa situazione dove una grossa fetta delle criticità italiane sono state trascurate. Quindi adesso su questo prossimo passo bisogna far sì che i nostri stakeholder che vanno a parlare, a intercedere per noi, pensino a lungo termine a favore degli interessi italiani, e questo lo puoi fare solo se sei dentro, se sei fuori non puoi. Forse stiamo pagando l'essere stati poco europeisti quando si sono decise alcune cose. Assolutamente. E quindi ci auguriamo anche per lo stesso adattamento al cambiamento climatico e le mitigazioni, cioè il prossimo strumento che speriamo sia migliore del super bonus avrà bisogno di avere una regia europea declinata nei vari stati, ma dobbiamo essere lì per apportare le giuste con le nostre corrette. istanze che devono essere ascoltate, assolutamente. Angie, io ho finito le domande per te. Però non abbiamo finito. Non abbiamo finito. Non abbiamo finito perché adesso passo la parola a Lisa, che vuole fare un ultimo ringraziamento. Grazie. Allora, che dire? Io, signori, mi sono portata a casa tantissimi contenuti di altissima qualità. Innanzitutto vedo la sala ancora colma, quindi fatevi un grandissimo applauso per aver ascoltato fino alla fine, e grazie mille per la vostra presenza. Poi
Ovviamente ringraziamento dovuto va ai nostri meravigliosi relatori, grazie mille. Io veramente, oltre a quello che hanno già detto Matteo e Angelica, mi sono portata a casa veramente tantissimi spunti. Avevo già partecipato alla costruzione, quindi io qualcosina già me lo aspettavo di quello che sarebbe stato detto, ma devo dire che sono rimasta strabiliata dalla qualità degli argomenti che sono stati portati. Quindi grazie mille, facciamogli un altro applauso, vi prego. Poi un ringraziamento dovuto e di cuore, speciale, no, specialissimo, lo devo fare al nostro Matteo Corazza. Grazie a voi, prego. Allora, io non lo so se avete percepito quello che ho percepito io, ma sono sicura che lo avete percepito. Ha moderato brillantemente. Guarda che non è la mia promo. Guarda, io devo farlo perché non solo ha moderato brillantemente come ho appena detto, il tema che abbiamo portato sul palco oggi lo ha maturato, lo ha sviluppato lui, ha partecipato a tutta l'organizzazione per mesi con mie costanti rotture di mi fermo, e quindi devo dire è uscito una cosa splendida, come ho già detto. Grazie mille. Grazie a voi. Chiudi tu? Ho quasi finito. Cantiamo una non canzone. sono gli ultimi, ho promesso qualche ultimo secondo. Un'altra persona che devo ringraziare di cuore è Andrea Biancato, il presidente di ANCE Venezia Giovani, che mi ha supportato e soprattutto sopportato durante questo lungo percorso organizzativo. Grazie mille Andrea, senza di te ovviamente non sarebbe stato possibile, e soprattutto grazie per avermi tranquillizzato, cosa che io normalmente non sono. Qui grande applauso ancora, vi prego, anche ad Andrea. Poi un altro doveroso ringraziamento, e vi prometto questo è l'ultimo, è alla fenomenale squadra di lavoro. Quello che abbiamo messo in piedi oggi e che il gruppo Giovani vedrà anche messo in azione questa sera è frutto di un lungo lavoro di una fenomenale squadra di lavoro. Quindi volevo dire un grande grazie ad Antonio, Andrea, Beatrice, Pier Francesco, Chiara, Marco e Sofia. Non smetterò mai di ringraziarvi. Io credo molto nell'unione che fa la forza. Per me è proprio uno dei principi cardine che porto avanti, e oggi ne abbiamo visto il risultato. L'ultimo ringraziamento, veramente questa volta ho finito, va alla struttura di ANCE Veneto e ANCE Venezia. Loro sono stati proprio la chiave di volta per vedere tutto realizzato. Si sono impegnati, oltre a quello che fanno quotidianamente per l'associazione, per portare tutto a termine. Quindi grazie Mauro, grazie Raffaella, grazie Elena e grazie Paola. E grazie di nuovo a tutti per essere stati qui oggi. Ho concluso adesso. Grazie a Lisa. Foto di rito con Carlotta. Siamo in tantissimi. Tu vai a prendere il grandangolo. Allora, chi partecipa alla foto, relatori e organizzatori e tutto il gruppo Giovani, abbiamo già fatto le prove stamattina, un po' dietro, un po' davanti, ci mettiamo qui? Qui, Lisa, dirigi tu le operazioni? Sì. O tutti seduti sulle prime file, è più facile. Carlotta, che ci poteva dare un supporto in questo? Forse sì, è meglio. Appena arriva Carlotta decidiamo. Comunque, nel frattempo, per i giovani ricordo nuovamente gli orari. Il generale degli orari è tornato, signori. Allora, 19:10 ritrovo all'NH Santa Lucia per andare tutti assieme a prendere la barca alle 19:30. Perfetto? Ricordatevi, la barca non vi aspetta, quindi se arrivate in ritardo, cavoli vostri.